2009, il 13 dicembre 2009, quindi martedì sarà il nostro 13° compleanno, e da quel momento, cioè dal 13 dicembre 2009 ad oggi, ogni 13 del mese ha organizzato una conferenza. Ovviamente qualcuna l'abbiamo fatta anche extra 13, tipo oggi, volevamo fare qualcosa di particolare, visto che siamo verso la fine dell'anno e andiamo verso questo importante anniversario. Abbiamo creato 2 eventi, uno oggi, doveva esserci anche Sara Cunial, che però purtroppo ieri mi ha telefonato che ha letto con 38 di febbre, quindi lasceremo lo spazio, la scena e la parola al nostro fantastico professor Tutino. Sono passati 13 anni quasi, mancano 2 giorni, e vi posso dire che sembrano ere geologiche, non sembrano anni. Veramente, come si dice, di acqua sotto i ponti ne è passata tanta, sono successe un sacco di cose, e come noi dicevamo a quel tempo, di accendere una fiammella dopo l'altra, e a forza di ognuno di noi accendere una fiammella, chissà che prima o dopo divampi un incendio. Ecco, questo secondo me da un certo punto di vista è anche successo, perché 13 anni fa eravamo pochissimi a dire determinate cose, adesso le persone stanno prendendo consapevolezza e soprattutto, come diciamo noi, conoscenza, perché se conosci puoi scegliere, e se invece le cose non le conosci devi sempre sorbirti quello che ti passano dall'alto. Allora vi ringrazio di essere qui. Allora, come primo lascio la parola al professor Davide Tutino. Grazie. Grazie Francesca, grazie per essere insieme. Noi molto spesso ci siamo abituati nel corso della vita a usare queste parole grazie e queste parole insieme come delle pure formalità senza contenuto. Credo che tanti di noi negli ultimi anni, in particolare nell'ultimo periodo, stanno sperimentando come queste parole avessero un'origine, un contenuto, un sangue che le attraversava, un calore interno. Dire grazie è riconoscere veramente di essere immersi in qualche cosa di più grande di noi. E quindi non è fare un inchino. Quindi se vi dico grazie è perché ci dico grazie. Alcuni di noi solo perché hanno avuto in sorte di apparire un po' di più in una lotta, in un percorso, in un cammino che accomuna tanti, e spesso vengono ringraziati. E normalmente in questi casi sento di condividere qualcosa che ho imparato nel percorso, ma in molti più anni che negli ultimi. Ho imparato da tanti maestri, ma non si impara dai maestri, si impara con i maestri in realtà. E ciò che ho imparato su questa parola è che occorre ringraziare sempre non l'altro, ma attraverso l'altro ciò che ci giunge da una dimensione più profonda, più comune, più reale, qualcosa che ci accomuna. Ecco, lo sintetizzerei dicendo che occorre non ringraziare l'altro, ma ringraziare l'alto, ciò che è in alto, ciò che, da cui tutti veniamo, e che illumina anche le persone che ci sono più lontane, quelle che non sono qui, quelle che osteggiano anche in maniere criminali e terribili tutto questo percorso che noi sentiamo necessario fare, che anche se volessimo prendere un'altra strada oramai non è più possibile, non è più possibile. È come quando sei sveglio di notte. A me non piace la canzone quella là, certe notti sei sveglio, cioè, non mi piace da te, però certe volte quando sei sveglio devi rimanere sveglio. Ecco, lì è reso bene. Allora, credo che se vi dico grazie di essere insieme è perché tutti insieme
possiamo sperimentare cosa è la parola grazia e che occorre ringraziare gli uni negli altri ciò che ci rende per l'altro il tramite di ciò che è in alto. E poi la parola insieme, che è una parola così piccola, così semplice, e che per quanto riguarda me mi ha guidato negli ultimi anni. Da sola non significherebbe nulla, ma nessuna parola da sola significa nulla e nessuno di noi da solo significa nulla, ma nel momento in cui tanti di noi si sono trovati separati dagli altri, separati dalla paura, separati anche dalla rabbia, separati anche per forza, tanti di noi, ma io credo in fondo tutti, e credo anche tutti quelli che spingevano sulla separazione, si sentivano anche in una parte di se stessi profondamente uniti a tutti gli altri. Credo di poter dire che per certe cose eravamo anche disperatamente uniti, disperatamente insieme in una maniera che non conoscevamo, perché a tanti di noi, a tanti, veniva detto che eravamo soli e sbagliati. Eppure tanti di noi sentivano che pur non conoscendo altri che erano soli e sbagliati, c'erano altri che erano soli e sbagliati. E questa cosa ci ha unito profondamente. Ecco, la parola insieme mi ha guidato in questi anni e credo di aver sentito, ma credo che l'abbiamo sentito in molti, che non ci sia altro modo di uscire da tutto questo se non insieme. Da tutto questo cosa? Da tutto questo in cui ancora siamo, ma da cui in parte siamo già fuori e che non riusciamo neanche del tutto a definire, perché quando tu sei ancora immerso in un periodo storico, in un momento dell'umanità, in un momento, in un certo umore, non gli sai dare un nome. Ecco, tutti noi ci siamo ancora dentro a questo qualcosa senza nome e ci siamo dentro insieme e ne possiamo uscire soltanto insieme. Quindi non era per fare un saluto lunghissimo il tradurre grazie di essere insieme, ma era perché non è un saluto, è la salute, è la salvezza. Grazie di essere insieme, ovvero la grazia di essere uniti, di non essere mai stati divisi anche nel momento in cui apparivamo tali. Per me è il saluto, nel senso che è la salvezza. Salutare significa augurare salute. E quale altro modo di augurarci la salvezza se non riconoscere la grazia che ci accomuna e che ci rende tutti uno? E tanti di noi hanno combattuto una battaglia molto dura, ma io sento di poter dire che l'abbiamo combattuta tutti. Chi stava da una parte e chi stava dall'altra. Quindi mi perdoneranno i miei amici che diciamo che riconoscono in me un compagno di una squadra, perché io ho giocato in una squadra, ho lottato in una squadra, ho lottato per una parte, ma occorre riconoscere che questa lotta ha senso solo se ci accomuna tutti e accomuna anche quelli che stanno nell'altra squadra,
dall'altra parte, anche i criminali che stanno dall'altra parte, perché io non dimentico, non intendo dimenticare e non intendo addolcire e non intendo far passare sotto silenzio, né a livello giuridico, né a livello storico, né a livello diciamo di dibattito, che si ha a che fare con dei crimini ben precisi, che quei crimini corrispondono a dei crimini riconosciuti da trattati internazionali punibili con la pena di morte, anzi non punibili, da punire con la pena di morte, e io non ritengo che vada erogata, non ritengo che vada erogata, perché ritengo che tutti coloro che di tali crimini si sono macchiati è necessario per loro ed è necessario per noi che invecchino serenamente, chiusi in un luogo sicuro, vedendo possibilmente invecchiare felici tutti quelli che sono stati perseguitati e anche tutti quelli che loro hanno spinto a perseguitare i propri fratelli. Ecco, io vi dico questo perché credo che la parola insieme ha senso se si dice grazie di essere insieme. Non perché siamo noi insieme qui e siamo una squadra separata dal resto, ma perché da una parte siamo collegati a tutti quelli che hanno vissuto un vissuto come il nostro. Per esempio io mi sento tanto vicino alla mia amica Sara, che in questo momento ha la febbre, so che è qui, e a tutti quelli che non possono venire perché hanno avvertito Francesca che sono a casa pure loro con la febbre, a tutti quelli che non vorrebbero venire perché hanno ribrezzo di coloro che hanno fatto scelte che loro ritengono immorali, contro la comunità, contro la salute e così via. Siamo insieme solo se la parola insieme prende un significato ampio, ovvero se diventa un contagio. E quindi io dico che questa è una delle prime cose su cui quelli dell'altra squadra che giocavano la nostra stessa partita, lo ripeto, la nostra stessa partita, quindi quelli dell'altra squadra avevano ragione su una cosa: noi siamo contagiosi, tanto. È contagiosa la gioia di continuare a rivedersi, di abbracciarsi, di continuare ad affermare il proprio diritto che si sente interiormente e che è irriducibile, che non c'è spazio per dire. Credo che tanti qui, come a me, è accaduto che gli venisse proposto: prendi quest'altra strada più semplice, nel senso, una strada, come dire, sistema le cose, sistema le carte. A tanti è successo, a tanti medici che conosco, è successo a tanti personaggi famosi, e tanti di noi qui non hanno preso questa strada, hanno voluto essere quelli a cui veniva sputato addosso. È stato scelto. Perché una scelta così assurda? Viene descritta così. Io ricordo spesso di non essere cattolico perché ho avuto un'educazione cattolica. Quindi, avendo avuto un'educazione cattolica, non sono cresciuto cattolico, ma dalla nostra spiritualità amo tantissimo certe cose. Credo che abbiamo molto da imparare dalla nostra tradizione, e c'è questo modo di rappresentare questa situazione che è il seguente: Ecce Agnus Dei, qui tollet peccata mundi. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. No, la traduzione è sbagliata. Non è qui tollet, non è che toglie i peccati, perché nessuno può togliere il peccato. Quello che hai fatto, hai fatto. È la macchia su di te, è una macchia su di te. Sempre che poi la parola peccato va compresa chiaramente, va compresa anche quella, ma facciamo finta di averla già affrontata. Qui tollet peccata mundi è che prende su di sé, qui tollet che prende sulle sue spalle,
che assume su di sé il peso, quindi la comprensione del dolore, della sofferenza e della violenza del mondo. Tanti qui hanno fatto questa scelta perché sentivano che qualcuno doveva prendere su di sé gli sputi. Qualcuno doveva farlo, perché altrimenti non sarebbe rimasto nessuno a salvare quelli che sputavano. E quindi per il bene di quelli che facevano violenza era necessario che qualcuno la subisse in una maniera in qualche modo silenziosa, ma ecco, diciamo inerme ma non inerte. Quindi senza armi, ma non senza manifestare, senza rispecchiare il livello di violenza che veniva perpetrata e che tutt'oggi viene perpetrato. E quindi io sono ancora ai saluti. Poi approfitto che non c'è Sara, quindi io sono un po' chiacchierone e quindi mi prendo la parte di Sara. Quindi io, ecco, terminerei i miei saluti e quindi il mio ringraziarvi di essere qui insieme. Da una parte, ecco, avendo detto l'abitudine a stare a scuola, io in realtà sono un po' dispersivo, però l'abitudine a stare a scuola come professore e come studente mi porta a fare dei piccoli riassunti ogni tanto. Proprio perché sono così dispersivo, se no gli studenti si disperano. Allora, il fatto di essersi salutati quindi con la comprensione di che cos'è la grazia di essere insieme e la comprensione che questo insieme non finisce qui, ma non si deve, è già allargato a tutti quelli che sono a casa con la febbre, tutti i nostri amici, fratelli e compagni e soprattutto nemici, e soprattutto ai nostri nemici. Non c'è grazia e non c'è, il sole sorge per tutti, non sorge solo per i buoni. La grazia non è solo, e non è detto che siamo noi buoni chiaramente. Prima parlavo con una collega di scuola all'entrata e parlavamo di quello che accade nelle scuole, del fatto che qualcuno si sta un po' rendendo conto, ma tanti no. Allora c'era proprio questa idea, cioè quello che noi abbiamo fatto e abbiamo tentato e stiamo tentando e facendo non era per noi, perché sentivamo di essere già liberi. In piccola parte era per noi ed era necessario, è necessario preservare se stessi per poter aiutare l'altro naturalmente, ma gran parte di quello che abbiamo tentato era per gli altri, per aiutare, per tendere una mano. E quindi la comprensione che l'essere insieme non termina qui, arriva agli amici, arriva ai nemici, e io credo in qualche modo che arrivi anche agli amici e ai nemici che non ci sono più. Dopo tenterò di argomentare questo. E a quelli che ancora devono esserci. Cioè arriva al corpo dell'umanità. Tutto quel corpo dell'umanità, che poi si può chiamare corpo, ma altri lo hanno chiamato spirito dell'umanità, insomma individuare in qualche modo l'umanità come un organismo che ha un suo percorso, una sua forza, un suo destino che si autocostruisce nella storia e nel mondo. E quindi tenterò anche di dirvi e di comunicarvi il fatto che credo che il vero essere insieme è essere insieme anche con chi c'è già stato, chi non c'è più e chi deve ancora esserci.
Perché ciò che noi facciamo qui oggi e il tentativo che noi abbiamo fatto in ogni momento in questi mesi e in questi anni non era solo per i nostri amici e non era solo per i nostri nemici, era anche per i nostri progenitori, per le nostre radici. E era per coloro che devono ancora esserci, coloro che devono ancora nascere. Ringrazio Francesca per l'invito anche a portare il libro che mi ha accompagnato un po' nelle ultime settimane, ed è un libro che arriva dagli ultimi che è stato scritto in piccoli momenti andando a scuola e sull'autobus negli ultimi più o meno 15 anni, e che parlava di quello che stavamo per vivere. Tanti di noi, questo anche lo so, ecco, questo è un aspetto assurdo, cioè tanti di noi, ma io direi quasi tutti noi, sappiamo cosa sta accadendo anche agli altri. Cioè sappiamo che quando erano chiusi da una parte avevano un dolore grande ma sentivano di non essere soli, sapevano e sentivano che c'era una luce che li attendeva, e credo e sento che tanti di noi questo periodo lo aspettavano da lungo tempo. E non solo perché negli ultimissimi anni si era avuto in qualche modo degli assaggi della violenza sul corpo, tutti noi conosciamo nomi famigerati come quelli della Lorenzin o di altri, ma anche perché in qualche modo sentivamo che era in arrivo qualche cosa che era il senso del nostro essere capitati qui, in questo periodo, in questi luoghi, in questa vita, direi anche dal mio punto di vista in questa incarnazione, che non è un punto di vista, prima ho detto non sono cattolico, che non è un punto di vista anticattolico, parlare di incarnazione, anzi, sia perché lo stesso cristianesimo parlava di incarnazioni fino al concilio di Nicea, e va bene, poi alcune cose sono state un po' epurate, e poi perché il senso del cristianesimo è questo: il verbo che si fa carne, lo spirito che si fa corpo, e l'incarnazione. Noi siamo abbastanza vicini al Natale, che il Natale ha chiaramente, ci rendiamo ben conto ormai, ha degli aspetti astronomici, per cui andiamo a celebrare i giorni in cui le giornate di massimo buio vanno declinando, riaprendo la strada alle giornate di luce, ma noi non vorremmo certo essere così. Dopo quello che abbiamo vissuto e sentito appunto nella nostra carne, non vorremmo certo essere così riduzionisti, così riduttivi e così banalizzanti dal dire che semplicemente stiamo, credo forse il microfono va meglio così? E credo che non vorremmo essere così riduttivi dall'attribuire a questa festività solo un aumento di ore di luce, ma possiamo comprendere che questo aspetto importantissimo, che è l'aspetto astronomico, corrisponde a qualcosa nel mondo, corrisponde a qualcosa nell'umanità. Per dirla esattamente con la nostra tradizione, come in cielo così in terra,
E dunque, se a livello astronomico qualcosa accade, è perché ed è nel momento in cui qualcosa sta accadendo nella carne. Se qualcosa accade nel cielo è perché sta accadendo in terra, e nulla accade in terra che non stia accadendo anche in cielo, e dunque nulla accade nella materia che non fosse nello spirito. Tutto questo lo dico perché tutti noi abbiamo in qualche modo sentito che questo periodo era in arrivo, e probabilmente tanti di noi l'hanno sentito da tanto tempo. E non era in arrivo solo l'orrore, perché non possiamo banalizzare questo. Il periodo che abbiamo vissuto non possiamo, e che stiamo vivendo, e che forse è ancora lungo, non siamo in grado di dire a che punto è la notte, perché ecco, dovremmo essere nella condizione, quella che Hegel chiama la condizione della filosofia, in qualche modo secondo lui, ovvero quella di essere alla fine di un processo. Per cui la filosofia, egli dice, è la nottola di Minerva, cioè è quella civetta che vola alla fine della giornata, e quando tutto è già accaduto, all'imbrunire, quando arriva la notte, e dunque tutto è già accaduto, può raccontarlo, può spiegarlo, può dargli un senso. Noi cominciamo a cogliere un senso di quello che è accaduto, quindi probabilmente siamo vicini a un momento di passaggio grande, ma questo vicini noi non sappiamo quanto significa nei termini della nostra vita. Perché che cos'è la vita di un uomo? Veramente è una cosa piccola, è così piccola che è un grande mistero che egli poi abbia dentro di sé domande così grandi. C'è un passo veramente, veramente bello delle Sacre Scritture in cui è detto che cos'è l'uomo perché tu ti curi di lui. Ci si rivolge in alto e si dice perché, che cos'è mai l'uomo perché tu ti curi di lui. Eppure noi sentiamo che attraverso l'uomo passa una domanda, passa un tentativo di comprensione di ciò che accade nel mondo. Questo è l'incarnazione, questo è la nascita della coscienza del mondo, questo è il senso del Natale, e questo è anche quindi il senso del nostro ritrovarci insieme. Ogni volta che ci ritroviamo insieme è una possibilità di aiutare la nascita, perché la coscienza possa affermarsi, possa nascere. Per questo vi prego, io tra poco vi chiederò anche cerchiamo di confrontarci su queste cose, perché c'è un qualche cosa di sbagliato nel modo in cui abbiamo imparato sempre a vivere, ovvero che un professore insegna. Un professore non insegna nulla. Un professore è uno studente anziano. E un'altra cosa che diciamo abbiamo assorbito come se fosse naturale, che sia chiaro, è una cosa che non è del tutto sbagliata, ma ha un senso limitato, è per esempio ecco, questa posizione delle sedie è molto buona per diciamo ascoltare qualcuno, per ricevere. Poi occorre anche scambiare. Allora io dopo mi permetterò anche di chiedere insieme, di tentare di avere uno scambio su quello che ci è accaduto, perché altrimenti non ha senso dire grazie di essere insieme e poi va bene, torno a Roma, eccetera. Non ha senso, significherebbe che qui qualcuno insegna, cioè mette segni dentro. Ma questo mettere segni dentro per tanti di noi subito ci viene un brivido. Tu che vuoi mettere dentro di me, scusa? Ecco, capiamo che allora siamo giunti a un livello di maturazione di una parte dell'umanità, e grazie a questa parte dell'umanità, perché
piccolo è il cucchiaino di zucchero, ma dà sapore a tutto. Piccolo è il cucchiaino di sale, ma dà sapore a tutto. Poco è il lievito, ma fa crescere. Grande il pane, e come è detto nelle scritture, voi siete il sale della terra. E se anche il sale non avrà più sapore, che cosa ne sarà della terra? E voi siete il lievito. Allora, sto cercando di comunicare il fatto che se una parte dell'umanità comincia a capire cosa significa grazie, comincia a capire cosa significa insieme e comincia a capire che nessuno può insegnarti nulla, ma che occorre tutti studiare. Per esempio quando a scuola è il primo giorno, in altri momenti, gli studenti chiedono a lei che cosa insegna, e io dico niente, nulla, e nessuno può insegnarvi nulla. Ma questo chiaramente serve pure per fare un po' il figo, no? Perché così si interessano, questo va bene, è un trucchetto. Però tolto il trucchetto, che noi dobbiamo capire cosa c'è di vero in questo. Cosa c'è di vero? Noi lo sappiamo, che nessuno ci ha mai insegnato nulla delle cose importanti. Nessuno ci ha mai insegnato a parlare, nessuno ci ha mai insegnato a camminare, nessuno ci ha mai insegnato a ridere, nessuno ci ha mai insegnato a ciucciare il latte dalla mamma, nessuno ci ha mai insegnato ad amare, nessuno ci ha mai insegnato a correre. Allora cosa è possibile fare insieme? Anche a scuola, perché io amo la scuola, non è che dico non si può insegnare, dunque il professore non è niente. Semplicemente non accetto la parola insegnante. Il professore è già un po' diverso, ce ne sarebbero altre ancora, ma poi purtroppo una certa tradizione le ha un po' sporcate, ma comunque la parola insegnante sicuramente la tolgo. Insomma, non c'è qui qualcuno per insegnare, per mettere segni dentro qualcuno, siamo qui per tentare di vivere un momento di quel percorso insieme, che è qualcosa che non solo, a mio avviso, abbiamo atteso per tanti anni, e nel quale a un certo punto abbiamo detto: ah, ma questo mi doveva succedere, perciò io avevo incontrato alcune esperienze, perché mi doveva succedere questo? Perché dovevo incontrare questi amici che mai mi sarebbero stati amici? Perché tutti noi abbiamo incontrato persone che mai avremmo ritenuto, anzi quelli che ritenevamo stupidi sono quelli che oggi riteniamo, però questo qui non è stupido, questa qui non è stupida, ero stupido io a pensare che fosse stupido. Allora abbiamo superato una certa fase, era la più facile per me quella che abbiamo superato era la più facile. Ve lo dico perché da una parte sembra un po' ridicolo, però lo sento molto reale. Credo che il difficile venga adesso, perché allora anche il termine dormire, essere svegli è diventato un po' abusato, però ora ve lo butto lì. Finché dormi è tutto facile. Ma quando ti svegli poi devi fare qualcosa. E che significa questo fare? Allora questo convegno si chiama agire, in qualche modo, no? È una chiamata all'azione. Io credo profondamente che un'azione sia necessaria, ma non credo che sia possibile da parte di ciascuno di noi portare avanti un'azione che prescinda dalla comprensione di non poter fare nulla, cioè non poter fare nulla in maniera singolare, in maniera slegata, cioè non poter fare nulla se partiamo dalla nostra piccola dimensione. Cioè faccio per salvarmi, faccio perché credo che io so come fare mentre quegli altri sono tutti stupidi. Allora io credo sinceramente, e lo dico, questo
È difficile credere se uno lo dice pubblicamente, però io lo dico e c'è anche la registrazione, quindi resta a testimonianza. Tanti guardano ad alcuni di noi, l'ho detto, guardano ad alcuni di noi come persone particolarmente un po' brillanti, un po' intelligenti. Non sono brillante e non sono intelligente, sono anche, diciamo, un po' quelli che mi sono più vicini e che vivono con me, sanno quante stupidaggini faccio. Ma questo vale per tutti noi. Io so quante stupidaggini faccio, dico, penso. Allora dov'è il nostro valore? Di fronte, perché noi abbiamo bisogno di avere in qualche modo delle persone molto brillanti, molto intelligenti, che possano confrontarsi con quei cattivi che sono molto brillanti e molto intelligenti. Ma noi, se li guardiamo bene quei cattivi, e li guardiamo bene e lo capiamo veramente che non sono brillanti e intelligenti, e lo comprendiamo anche di noi stessi, lo comprendiamo anche di tutte le persone che noi riteniamo tali, sono e siamo quello che si è in una famiglia, una parte di una comunità. E in questa parte di comunità occorre veramente tentare di comprendere il fatto che siamo semi e che il lavoro più grande da fare non è verso fuori. Perché dico che adesso viene la parte difficile? Perché altri attacchi verranno e verranno da fuori e quindi si crederà sempre di dover reagire verso fuori. E per carità, io non sono contro l'azione, io ritengo che vi sia una regola. Il nemico, se vogliamo considerarlo così, banalizzando il gioco, il nemico ci ha già detto tutto come il comportamento che dobbiamo avere. Ha detto: dividetevi e abbiate paura, giusto? E allora noi sappiamo cosa dobbiamo fare: unirci e avere coraggio. Quindi ci ha già detto metà del lavoro. Poi ci dice: producete, fate, e quindi cioè lavorate verso l'esterno, verso fuori. E quindi io credo che noi sappiamo che dobbiamo lavorare verso dentro. Poi il nemico ha detto: obbedite. E quindi cosa dobbiamo fare? E io credo che sia semplice. Tutte queste sono anche azioni verso fuori. Dobbiamo disobbedire a tutto. Io dico nemico, ma intendo per nemico quei criminali che sono parte integrante della salvezza che tutti noi possiamo trovare insieme. E che è giusto che paghino come devono pagare, che paghino tutto, ma che noi dobbiamo anche riconoscere che hanno un ruolo, hanno in qualche modo un ruolo infame, e che per fortuna che lo svolgono loro, perché se no dovrebbe svolgerlo qualcun altro, magari tu, magari io. Quindi per fortuna che quel ruolo infame è stato svolto, per esempio, dai giudici costituzionali, perché se no magari qualcuno di quei 14 potevi essere tu, io. Dobbiamo lavorare verso dentro, questo per me è una certezza, verso la comprensione di una coscienza che, se si incarna nella storia, diventa contagiosa e diventa molto più contagiosa di qualunque virus e molto più benefica di qualunque cura noi possiamo fare. E dovremmo fare questo proprio mentre tenteranno probabilmente in qualche modo di toglierci la possibilità di interagire col mondo esteriore. Per esempio, ti disattivo attraverso un lasciapassare, ti disattivo attraverso il denaro elettronico,
ti disattivo perché non hai obbedito dando il tuo corpo. Occorre, io credo, io penso e vedo che in diverse parti sta già avvenendo, ed è quello il lavoro che sto tentando di favorire sia con i compagni di disobbedienza. Io sono, alcuni di voi lo sanno, dentro Resistenza Radicale. Questo nome radicale è diventato un po' pesante, ma io e altri abbiamo sentito il dovere di riconoscenza verso chi per primo lo ha portato su di sé, sulle proprie spalle, e quindi ha affrontato tanti sputi, e abbiamo sentito anche il dovere di non lasciare questo nome a quei ladri e a quegli imbroglioni e a quei, non dico venduti perché li offenderei, ma venditori, perché non hanno venduto se stessi, hanno venduto noi, hanno venduto i propri compagni, hanno venduto i vostri corpi. Ecco, a quei venditori, non a quei venduti, a quei venditori che in qualche modo hanno attraversato la storia radicale. Ecco, quindi con i miei compagni di Resistenza Radicale noi continuiamo a disobbedire a tante cose, ci dicono, ma cos'è? Sono cose semplici anche. Non si può stare qui, per esempio, una stupidaggine, immobili davanti al Quirinale. Noi diciamo, noi stiamo. Va bene, ci portano via una volta, 2 volte, 3 volte, poi devono ammettere che si può stare. Poi disobbediamo su questa guerra, sulle sanzioni. Andiamo a disobbedire e a portare regali e chiedere di commerciare con un popolo che, diciamo, è certamente dominato da un governo di discutibile, diciamo, di discutibile dignità su diritti umani, ma che al tempo stesso è un governo che non ci è nemico, che non ci ha tolto il lavoro, non ci ha minacciato, non ha bucato i nostri figli, non ci ha tolto i nostri diritti, non ha cacato sulla Costituzione italiana. Non è un governo, diciamo, non è un governo che aveva nessuna intenzione di avere in noi dei nemici, e quindi è un governo a cui lo Stato italiano ha dichiarato da un giorno all'altro una guerra che va contro le regole fondative dello Stato italiano stesso, quindi la Costituzione, l'articolo 11 della Costituzione, secondo cui noi non possiamo essere in guerra. Ecco, quindi disobbedire è per me, se si chiede come agire, io direi occorre anzitutto comprendere che occorre disobbedire a tutto, e quindi disobbedire a tutto ciò che viene da questo potere, e quindi anzitutto unirsi, non avere paura, disobbedire alle varie imposizioni, ai vari obblighi, e costruire anche qualcosa insieme. Stiamo cercando, per esempio, di costruire non vorrei dire dal basso perché è una parola sbagliata, ma dalle comunità, se vorrete andare a dare un'occhiata, e chi volesse unirsi a questo, si chiama Convegno alla Rovescia. Il Convegno alla Rovescia si ispira agli scioperi alla rovescia che si affermarono nel secondo dopoguerra. Tanti disoccupati volevano scioperare pure loro, perché sentivano quest'impeto di partecipare a una lotta politica che si affermava anche con gli scioperi. E dice: come sciopera un disoccupato? Andando a lavorare. E quindi andavano a lavorare dove? Lavori di pubblica utilità.
Tra l'altro, per esempio, una cosa che potevano fare, andavano a prendere dei campi incolti e li coltivavano, andavano a sistemare dei posti da sistemare, così erano degli scioperi veramente organizzati e facevano scalpore, le persone si offendevano, dicevano, come ti permetti tu di sistemare una cosa che è rotta? Veniva preso come un atto di rivolta contro un'istituzione già fatta, già decisa, contro un destino già deciso. Ma vedete come delle azioni così banali possano in qualche modo rimettere in discussione una società, no? Noi l'abbiamo visto su di noi che abbiamo detto quello che ci hanno sempre insegnato, cioè se ti dicono chiudi gli occhi che ti devo mettere una cosa dentro, che ci hanno sempre detto di fare? E quindi noi questo abbiamo fatto. Dice, che mi devi mettere dentro? Non te lo dico, non ti preoccupare. E noi che abbiamo sempre detto? Ci hanno sempre insegnato che non si fa. E quindi un'azione così banale che noi abbiamo fatto, tanti di noi, ma non importa chi ha detto sì, chi ha detto sì per me è un fratello nello stesso modo, una vittima nello stesso modo, sia ben chiaro. Questo ci deve essere chiarissimo. Tutti quelli che hanno detto di sì e l'hanno subito o l'hanno voluto, per me sono vittime tanto quanto quelli che l'hanno rifiutato. Perché l'abuso non è stato il farlo, l'abuso è stato il ricatto. Il ricatto di Stato e la violenza di Stato attraverso la menzogna, attraverso la pretesa di avere i corpi, è quello che è stata una violenza intollerabile ed è quello che noi dovremmo ricordare per sempre e dovremmo, se possibile, raccontare ovunque. Quindi non cadiamo, vi prego, nell'errore e vi prego di non attribuirlo per quel poco che conto a me, che noi abbiamo resistito, quindi noi siamo meglio. No, i migliori, secondo me, anzi, vi posso dire chi sono secondo me i migliori o le migliori. Migliori non è la parola proprio giusta, quelli che mi sono più cari nel mio cuore. Alcuni messaggi che ricevevo per esempio da alcune donne che piangevano e si disperavano, non le conoscevo, però il mio numero è pubblico e quindi le ricevevo e dicevano grazie perché io sono costretta, domani vado, lo faccio per i miei figli, lo so, cioè io non dico che è così, che è giusto, che quella roba fa male, io non voglio neanche discuterlo, per me non fa bene, però non voglio discutere questo, ma queste donne erano convinte che quella cosa gli facesse molto male. Domani vado per i miei figli, perché non posso permettermi di lasciarli senza mangiare. Allora io di fronte a questo sinceramente non mi sento migliore di loro, no, non mi sento migliore di loro perché da parte mia ho detto no, io non vado, semmai non mangiamo o semmai troviamo altre soluzioni, perché sento da lì un dolore reale, un dolore vero, profondo, e quindi che non arrivi mai in noi, mai più questa separazione, come se vi fosse un popolo di puri, un popolo di caduti, addormentati e sciocchi. Se qualcuno è caduto e sciocco, e ci stanno anche quelli addormentati, e ci sono anche quelli addormentati e stronzi, quelli che poi ti fanno di tutto e allora io lì ripeto quello che sento. Come ogni malattia, e questa che è arrivata, questa psicosi che è arrivata a tutti, è una malattia dell'umanità, una malattia dell'anima, e ogni malattia attecchisce su una certa percentuale di popolazione. Giusto? Non esiste, più o meno non esistono, dicono l'Ebola, non so, ma neanche quella, il 100%, una malattia che prende il 100%. Allora questa malattia psichica, che possiamo chiamare odio sociale, possiamo chiamarla come vogliamo, nazivaccinismo, possiamo chiamarla come vogliamo, questa malattia ha preso più o meno
la butto lì, un 70% della popolazione. Allora il restante 30% è stato salvato da quel 70%. È vero, ci hanno perseguitato, io non voglio togliere nessuna responsabilità, ma se l'hanno presa loro, su di loro si è sfogata la potenza di questa malattia. Capite cosa voglio dire? Ogni malattia che arriva nel mondo, nell'umanità, ha una certa forza, si sfoga prendendo una certa parte, come il mietitore arriva e non può, per quanto tu faccia una mietitura perfetta, non prendi tutte le spighe. Allora la spiga che rimane, che si guarda intorno, non ci sono più spighe, e dice: ringrazio le compagne che sono cadute. Ecco, io credo che dobbiamo guardare così a tutti, soprattutto a quelli più stupidi, quelli che sono stati più violenti, e dobbiamo veramente abbracciare a noi stessi tutti quelli che hanno fatto scelte diverse. Questo credo che sia fondamentale, perché sono più vittime di noi. Ecco, tutto per questo io ve lo dico per dire, non so quanto tempo ho, ditemelo voi, e non so neanche quanto vi sto annoiando, quindi mi devo un po' affrettare? Ok, tra un po' vi chiederei se vogliamo un po' scambiare su queste cose, però prima vorrei dirvi, intanto quanto tempo è passato? Ok. E quindi, una cosa, ecco, che vorrei dirvi è che se condividete il fatto che siamo in un momento difficile dell'umanità, quello che ho tentato di scrivere e di portare, quindi grazie ancora a Francesca per avermi fatto portare questo libro, e che veniva appunto da riflessioni di tanti anni, e che è una storia, che è una fiaba, racconta una prospettiva in cui, che io vorrei condividere con voi, che è quella per cui io sono abbastanza consapevole dell'orrore e dell'errore in cui siamo immersi. Al tempo stesso, e credo che questo accada anche a tanti altri, sono profondamente ottimista. Non so perché, e lo sono sempre stato. Perché sento la stessa cosa che si sente, come ho detto prima, durante le ore più profonde della notte, semplicemente che è notte e che non si dà la notte senza un'alba successiva, e questo però è puramente teorico, perché questo potrebbe stare qui nella testa. Sento anche una cosa un po' diversa, e credo che anche qui ci siano altre persone che la sentono. Cioè, io sono proprio sicuro che quella che io chiamo, e qui in termini, chiamiamola, uso i termini cristiani, quella che chiamo salvezza, è già avvenuta. È già avvenuta nel futuro, in un futuro che è già presente, che sta avvenendo ora. Qui c'è un passo un po' diverso che vorrei dire e condividere con voi. Se qualcuno gli sembra un po', lo dico anche a scuola, se qualcuno gli sembra che stia virando verso i vaneggiamenti, non che quelli di prima fossero poi così, per molti fuori di qui magari già possono essere strani, però se qualcuno pensa che io stia virando verso dei vaneggiamenti, poi può tentare o dirmelo, o anche proprio alzarsi in maniera scandalizzata, però prima cercherò di esprimerlo. Io ritengo, e lo ritengo a partire da alcune riflessioni che mi colpirono, ero un po' piccolo, nella lettura di Aristotele. Aristotele riteneva che tutto derivasse, tutto quello che noi vediamo, sperimentiamo, il mondo, diciamo,
tutto derivasse da un primo motore che egli chiamava motore immobile. Perché? Perché egli diceva ogni cosa è mossa da qualcos'altro. Noi sperimentiamo che ogni cosa è causata da altro. Allora lui diceva, se è così, se vado all'indietro, ogni cosa è causata da qualcos'altro, devo trovare una prima causa, che però non è mossa da altro, quindi è motore non mosso, immobile, motore immobile. Egli diceva anche che questo motore immobile era quanto di più perfetto vi fosse nel cosmo. E quindi, essendo quanto di più perfetto nel cosmo ed essendo ciò da cui tutto originava, questo primo motore è il Dio per Aristotele. E cosa fa il Dio? Il Dio fa l'azione più nobile, fa l'unica cosa, diciamo, più alta che può essere fatta, e può essere fatta da un Dio. Cioè non è che, ecco, per dirla con Einstein, non è che si mette a giocare coi dati. Ha fatto la sua azione, ha mosso il mondo e poi che cosa fa? Pensa. Il Dio è pensiero. Ma che cosa pensa il Dio? Essendo un Dio, pensa alla cosa più perfetta. Qual è la cosa più perfetta? È Dio. Quindi Dio pensa a se stesso, quindi Dio è pensiero di pensiero. Quindi Dio, che è motore immobile delle cose, è pensiero di pensiero. Quindi è qualche cosa che ritorna su se stesso. Potremmo in qualche modo vedere in esso l'immagine o l'uroboros, il serpente che si mangia la coda, ma anche del Tai Chi, cioè del cosiddetto Tao, ovvero lo yin yang che si inseguono all'infinito, e nello yin c'è un po' di yang, nello yang c'è un po' di yin, nella notte c'è un po' di giorno, nel giorno c'è un po' di notte. Oppure possiamo ritrovarvi la croce, cioè il punto in cui l'energia del cielo si unisce all'energia della terra, quel punto invisibile, quel punto senza dimensioni, quel punto incomprensibile a cui tutto apparentemente arriva, ma che allo stesso tempo da cui tutto promana. Quindi per Aristotele, dicevamo, insomma, mi colpiva perché io, appunto, avendo avuto un'educazione cattolica, non ne potevo del cattolicesimo. E quindi dico, però questo Aristotele mi interessa. E dico, però Aristotele aggiungeva una cosa che sui libri non si capiva. E ce ne sono un paio in Aristotele e in Platone che non si capiscono sui libri e che secondo me sono veramente molto importanti per tutti noi, proprio per il percorso che stiamo facendo. Una è questa. E gli diceva, il motore immobile che tutto muove perché ha mosso a suo tempo tutto, muove tutto come causa finale, cioè come scopo di tutto il mondo. Ma come, scusa, se l'ha mosso prima, come può essere il punto finale del movimento, cioè lo scopo? Perché per Aristotele tutto il mondo tende alla perfezione del motore immobile. Allora il motore immobile è causa prima, si può dire un po' in maniera simile a una calamita che attira verso di sé le cose. E comincio nel tempo a domandarmi di questa cosa, che poi dico, ma questa si trova anche nel cristianesimo. Io sono l'alfa e l'omega, io sono l'inizio e la fine, è detto da Gesù Cristo. E dunque colui nel quale si risveglia la coscienza di Dio dice, io sono l'inizio e la fine. Colui in cui Dio parla, quindi è Dio che parla, dice io sono l'inizio e la fine. Dio dice io sono l'inizio e la fine. In Aristotele, circa 370 anni prima circa di Cristo,
il Dio dice, pensa se stesso come inizio o come fine. Allora comincio a riflettere un pochino sulla storia, cioè su quello che ci accade. Se la storia venga da prima, cioè da ciò che è già accaduto, o da ciò che deve ancora accadere, a partire da Aristotele. Dico io, a partire da Aristotele comincio a dire, ma forse le cose della storia, anche umana, ma del cosmo, dell'universo, dei sassi, di tutto, accadono, è vero, anche spinte da qualcosa che è stato, ma anche tirate da qualcosa che deve ancora essere. E comincio a mettermi in ascolto di questo qualcosa che deve ancora essere. Allora, credo che a tutti noi, vi ripeto questa sensazione che ho, è capitato di aver avuto la sensazione che in qualche modo la fine di questa storia è già pronta, è già accaduta, è luminosa. Non vuol dire che ci saremo anche noi, che a noi personalmente sarà andata bene, a noi personalmente come Davide, come lei, come lui, ma in qualche modo è una storia luminosa e numinosa, luminosa in quanto dà senso a tutto, luminosa in quanto veramente lo spiega. Allora comincio a riflettere su questo e poi mi viene in mente un'altra cosa sempre di Aristotele, cioè che la parola futuro forse non ci aiuta. Cioè, per Aristotele che cos'è che agisce sulle cose? Per agire sul mondo tu devi già esserci, quindi non è che ci sarai, già ci sei. Quindi la fine, il fine di quello che ci sta accadendo, che noi percepiamo come futuro, per me è già presente in una cosa che noi percepiamo come futuro, ma che è già lì che agisce e retroagisce su di noi. E dunque in quella fiaba che ho scritto, ho tentato di interrogarmi com'è possibile scrivere una storia in cui il futuro cambia il passato. Eppure è una fiaba, ci sono gli animali, tutto, è bella, non vi pensate che sia una cosa come quella di questa sera, se no poi ve ne andate, poi me le lasciate tutti là, io me li devo riportare tutti a Roma e quindi la questione è ciò che io sto facendo in questo momento cambia questo momento. Ma dove finisce questo momento? Il momento dove finisce? Se è vero ciò che è in Einstein, cioè che la massa influisce sullo spazio-tempo, sul tessuto spazio-temporale, significa che ogni massa, e quindi anche la coscienza, ogni esistenza, ogni incarnazione, agisce su un tessuto spazio-temporale e lo modifica tutto. E quindi modifica anche ciò che noi percepiamo come passato, modifica ciò che noi percepiamo come futuro, come se fosse un peso appoggiato su un lenzuolo che modifica tutto questo tessuto in ogni direzione, in tutte le direzioni possibili. E dunque questo ci attribuisce una grande responsabilità. Questa grande responsabilità è ciò che io sto vivendo in questo momento, il modo in cui la coscienza in questo momento si incarna in me, cambia e modifica ieri, l'altro ieri, cambia e modifica il giorno in cui i miei nonni si incontrarono, cambia e modifica il giorno in cui i miei nonni si unirono e concepirono i miei genitori e così via. Cambia il momento in cui morirò e allo stesso tempo il momento che io
vivrò come momento del mio trapasso e della mia morte, sta avvenendo ora. E sta cambiando me ora. Perché dico questo? Perché se ciò che esiste nel mondo, diceva Aristotele, e io in questo mi sento con lui, ciò che ha potere di agire su qualcos'altro è perché esiste, cioè è in atto. Se dunque davvero il motore è immobile, io dico sì, ma poi qui c'è un sentire, c'è un pizzico di fede. Lo devo ammettere, non è un ragionamento che può essere totalmente ridotto alla ragione. Occorre passare, a mio avviso, attraverso quella forma di ragione integrale che incontra le 3 dimensioni e i 3 cervelli dell'essere umano, che sono ben indicati dalla nostra tradizione quando ci segniamo in questo modo e tocchiamo il Padre, il Figlio, lo Spirito, cioè il cielo, la terra, il sentimento. Questi 3 cervelli. Quindi occorre pensare attraverso 3 cervelli, sentire, occorre pensare, sentire nel corpo e sentire nel sentimento se queste cose hanno senso. Tutto questo insieme. Non esiste un vero pensare che sia solo della testa, quella è falsa filosofia, per quanto io ho imparato. Ma non posso insegnare a nessuno, perché per l'appunto non sono un insegnante. E se dunque è vero, e se il mio sentire e il sentire di alcuni di noi e anche di Aristotele corrisponde al vero, per cui è già in atto quel punto di fuga finale della storia che tutto chiama, e che chiama le cose a divenire, il futuro è già in atto. Quello che noi percepiamo come futuro sta accadendo ora. I figli dei nostri figli stanno correndo su un prato ora. I nipoti dei nostri nipoti stanno facendo figli ora. Stanno amando e stanno ridendo e festeggiando compleanni ora. E stanno trasformando questo passato. Questo però, fino a un po' di tempo fa, io ne parlavo anche con un po' di amici fisici, qualcuno mi diceva, nella mia teoria non rientra. Qualcun altro mi mandava invece a quel paese, qualcun altro diceva, però è interessante, però per noi più o meno c'è la freccia del tempo. Parte da lì, arriva lì, e non puoi, riavvolgerla. Poi ho cominciato a scavare, indagare, e in particolare dagli ultimi anni ci sono tutte parti della fisica che cominciano anzitutto a prendere questa freccia del tempo e a riavvolgerla e a dire, ma non è scontato che il tempo vada solo in una direzione, e non è neanche scontato che il tempo scorra, diciamo così, perché in tutto questo perdiamo l'unica cosa di cui abbiamo coscienza. Qual è l'unica cosa di cui abbiamo coscienza? Ce lo dice Gesù, ce lo dice Maometto, ce lo dice Buddha. Io lo dico così perché poi a noi proprio non c'entra dentro, ma ce l'hanno detto tutti. Di che cosa? L'unica cosa di cui noi abbiamo certezza e consapevolezza e verità? Adesso, qui e adesso, il presente. Adesso, però il presente non sappiamo che cos'è. Agostino diceva il tempo. Io lo so che cos'è, però se me lo chiedi non lo so. È così. Perché che cos'è l'adesso? Oddio, il domani lo posso pure sapere che cos'è il domani. Pure lo ieri posso sapere che cos'è lo ieri. Ma l'adesso? Se la prendo come un film e taglio tra gli infiniti fotogrammi, io taglio, ma dove taglio non c'è più nulla. Quindi quest'idea dello scorrere del tempo toglie l'unica certezza che abbiamo, proprio certezza esperienziale, la sperimentiamo. Non diciamo che è vera, ma almeno noi la sperimentiamo come vera, cioè il presente. Quindi se noi prendiamo
per autentica la freccia del tempo, lo scorrere del tempo, che cosa perdiamo? L'unica cosa certa che sperimentiamo, il presente. Se invece noi prendiamo come riferimento il presente, che è l'unica nostra profonda e reale consapevolezza, e lo sperimentiamo e lo ascoltiamo, perché ci capita, molte tradizioni ci spingono a questo, lo vediamo negli antichi egizi, nei nostri fratelli più antichi che lo stanno facendo ora, lo vediamo nei nostri figli e nei nostri nipoti che lo faranno domani. E vediamo una cosa, che in tante posizioni si seggono, ascoltano. Cosa ascoltano? Una cosa che durante le giornate, delle nostre giornate frenetiche, sembra assurdo. Cioè, che stai ascoltando? Mentre nelle nostre giornate che corriamo di qua, di là, devo risolvere. Niente. Il presente. Senti, vai a lavorare, no? Poi al nord siete più efficienti, quindi credo che su questo sarete anche voi severi, ma anche al sud ugualmente ti dicono la stessa cosa. E quindi, ascolta, però se lo ascoltiamo, tentiamo di ascoltare il centro di quell'incrocio tra la linea del divenire, le cose che cambiano, la linea dell'essere qui, quel centro, quella parte che non ha dimensioni, ma che al tempo stesso è rappresentata dalla nostra tradizione come fonte dell'illuminazione e della nascita del vero io che diventa Dio nel momento in cui la lancia di Longino pone fine alla vita terrena di Gesù, perché gli apre il cuore, gli spacca il costato e quindi buca il centro di questi due assi e quindi pone fine all'illusione di essere ciò che crediamo normalmente di essere, ego, e lascia che tutta questa coppa sacra, questo Graal, sia riempito dalla verità dell'essere di Dio, e quindi lascia che Dio veramente si incarni nel mondo e quindi che prepari la sua rinascita. Ecco, se noi siamo nell'ascolto, sentiamo che l'unica cosa di cui abbiamo certezza è il presente, che se noi ascoltiamo il presente si dilata. Il presente si dilata, diviene tutto diviene presente. Non so spiegarlo, sia perché non sono un professore, ma anche perché molto più banalmente è una esperienza, è un sapore, è un gusto, è una sensazione, e quando noi spieghiamo, noi parliamo e parliamo alla mente. La mente non fa esperienze, la mente le appunta, ma non le fa. Quindi, io mi scuso Silvio, che ho rubato ancora tempo, ma quello che voglio dire, e qui mi fermerò, è che se il presente si dilata, come è possibile sperimentare? È possibile sentire che quello che chiamavamo passato e quello che chiamavamo futuro, insieme a quello che chiamavamo presente, tutto è compresente. Esiste solo il compresente. E la compresenza dell'intera storia è il pensare se stesso da parte di qualcosa di più in alto, che attraverso di noi ogni tanto parla e ci ricorda: sì, dovevi essere proprio qui, dovevi essere proprio qui, perché è qui che devi sederti, aprire la porta. E che altro ci chiede questa voce se non
apri la porta, fammi entrare nel mondo. È la coscienza. Ecco perché io credo che dovremo lottare fuori, perché noi dovremo rispondere a quello che è stato detto in questi termini, ovvero essere nel mondo ma non essere del mondo. È stato descritto così nelle scritture. E perché noi possiamo essere nel mondo senza essere del mondo, senza essere posseduti dal mondo, sarà necessario dare qualche calcio al mondo. Sarà necessario disobbedire e dare qualche calcio al mondo in una maniera non violenta, perché sempre per le ragioni di prima, perché l'avversario, diciamo così, ha già detto siate violenti. Ha fatto di tutto, hanno fatto di tutto perché reagissimo violentemente. Hanno detto questa è una guerra, e voi siete dei terroristi, e voi siete dei traditori, dei disertori, vi toglieremo tutto e vi toglieremo i figli. Hanno fatto di tutto ed è stato un miracolo. Per me è statisticamente un miracolo, ma anche sentimentalmente, ve lo dico, è un miracolo che non ci siano stati morti su questo, perché hanno fatto di tutto per cercare il morto. È semplicemente assurdo che non ci sia stato, è assurdo. Questo ci dice che c'è una mano su di noi, siamo protetti. Perché loro chiedevano il morto, perché attraverso quel morto avrebbero usato di tutto, dai carri armati all'esercito, a tutto il resto, che erano già nelle strade. Il fatto che su milioni di disobbedienti non ci sia stato un morto, quante volte ci viene da dire vabbè, ma gli italiani sono proprio stupidi, ma non è vero, non è vero. Sono un po' che se la sono fatta ognuno per conto proprio, se la sono cavata ognuno per conto proprio, e va bene, ma chi è che non è così? Va bene, cavatela per conto tuo, basta che dai una piccola cosa agli altri, alla comunità. Perché se ognuno di noi dà un piccolo contributo nella direzione di questa comunità, come state facendo, stiamo facendo, è già tutto accaduto. È già tutto accaduto e ci chiama. Io sento questa salvezza già in essere, già accaduta, che dal futuro agisce su di noi. E spero di terminare, perché poi mi metto a chiacchierare, mi scuso ancora, non vedo più, neanche se poi non ho gli occhiali, però non vedo se c'è ancora, se c'è Francesca che magari mi sta facendo segni disperati. Devo smettere, devo chiudere? Posso qualche minuto, posso un attimo? Sì. Ecco, ciò con cui volevo chiudere, che poi nelle mie chiacchierate anche con un po' di amici fisici, infine qualcuno mi ha detto effettivamente ultimamente la fisica quantistica sostiene che alcuni avvenimenti di quello che noi percepiamo come presente possono essere provocati da eventi che noi percepiamo come ancora da essere, cioè come futuri. Allora ho detto, ecco cosa pensavo da bambino. Però, essendo, diciamo, innamorato della filosofia, allora ti dicono, tu sei filosofo, mica sei scienziato, che sei medico tu, che vuoi decidere tu, che vuoi allora io sentivo e ho sentito di scrivere su questo una storia, che ho sentito di condividere, che è una fiaba, che è anche molto drammatica, in certi tratti molto divertente, e che però ci chiama a una responsabilità. Dire che è già accaduto, quella che io sento come salvezza, la chiamo così, è una responsabilità, cioè non è un di meno, mi metto comodo, è un di più, è già accaduto, sta agendo attraverso di te. Mettiti al servizio, Signore, fa di me uno strumento. Io dico Signore perché veniamo da questa tradizione. Potremmo dire Buddha, Krishna, ciò che è vita, coscienza, chiamiamola, motore immobile, la possiamo chiamare come vogliamo. È
è una responsabilità in più e non in meno, non è una responsabilità in meno. È come se sai che la battaglia è già vinta, che tu quindi devi andare in battaglia. Ma come? La battaglia è già vinta, io ci devo andare? Sì, è già vinta se vai in battaglia. E forse tu non ne uscirai vivo. Nessuno di noi lo può sapere. E tu non sai quando vedrai questo e chi lo vedrà. Questo ho cercato di raccontare, io vorrei dirvi, è a tratti anche drammatico, ma c'è un elemento che io trovo molto prezioso in ciò che ho sentito di raccontarvi, sono i bambini. I bambini sembrano mancare anche nelle città che ho descritto. C'è un mondo devastato, reso deserto, che a un certo punto incontra un altro mondo che è magico, in cui gli animali parlano e così via. In questo mondo deserto, in cui esiste ancora tutta una sola città, tutti gli uomini vivono in una città battuta dalle sabbie e c'è un'enorme torre al centro, una torre medica. Lì ci sono i re della città che controllano tutti attraverso un farmaco, va bene, non sono cose che a noi potrebbero accadere, però insomma è fantascienza, ecco. Lo scrivevo tanti anni fa e perché tutti noi sentivamo di essere destinati a un momento comune e tutti noi ci stiamo riconoscendo, non ci stiamo conoscendo, nessuno di noi si è conosciuto qua, perché sarebbe, cioè, l'avete visto quanto è assurdo che si incontrano persone che dici ma chi l'ha mai visto, anzi ma magari mi sembra pure scemo come ho detto prima, oppure una persona completamente diversa e ci si abbraccia e ci sorride, ci si guarda in faccia, si sta insieme, ci si aiuta con gli estranei. Allora ci siamo conosciuti o riconosciuti? Cos'è che ci sta succedendo? Ecco, io spero che questo libro possa contribuire, per chi lo desidera, a una domanda, non a delle risposte. Perché è la domanda che si incarna nel mondo, perché è la domanda che cambia la storia. E noi abbiamo posto alla nostra comunità delle domande, noi siamo delle domande viventi e quando dico noi, lo ripeto, non sono i disobbedienti quelli che hanno detto no nel mio corpo, cioè, no, sono tutti quelli che hanno sofferto e hanno sofferto anche quelli che a nostro avviso sono i carnefici, che ripeto dovranno pagare. Se vogliamo condividere qualcosa, ditemi voi, io mi sono forse un po' dilungato, non ho idea quanto. Ciao, volevo chiederti, e se Dio fosse un'idea dell'uomo? Io credo che occorra avere verso, diciamo, verso Dio l'approccio che abbiamo verso il mistero, cioè non tentare di risolvere Dio attraverso delle definizioni. O meglio, possiamo anche passare attraverso definizioni, questo ha la sua utilità, basta che non crediamo di aver risolto attraverso le definizioni un problema che io porrei in questi termini, cioè l'occhio può guardare se stesso, l'occhio non può guardare se stesso, quindi allo stesso modo noi che in qualche modo siamo un fiume, un ruscello, un corso che va verso la naturale fine di ogni corso d'acqua, cioè l'oceano, noi possiamo dire di conoscere la fonte? In certo senso sì, ne siamo figli, ne siamo tutt'uno, e al tempo stesso possiamo dire che ogni nostro conoscere è ignorare, come il figlio è il padre ma è diverso dal padre.
tutto ciò che è originato è comune con ciò che lo origina e al tempo stesso è, diciamo, è anche diverso, è separato. Allora, io ho il problema di essere andato sempre d'accordo con tutti i filosofi, anche tutti quelli che pensavano cose completamente diverse gli uni dagli altri. Quindi studiavo e dico, ma questo è così, c'ha ragione. Studiavo un altro, ma ha ragione, è così. Per esempio, allo stesso modo potremmo dire con Feuerbach, per esempio, o anche con Xenofane, perché poi Feuerbach riprende delle tesi dell'antica Grecia per cui Dio è creato dagli uomini. Perché? Perché lo creano a propria immagine e somiglianza. E effettivamente noi questo problema ce l'abbiamo. Noi creiamo continuamente degli dei a nostra immagine e somiglianza, ininterrottamente. Al tempo stesso noi sentiamo in noi stessi una domanda e una forza che non origina da noi, ovvero noi siamo vita, siamo coscienza, ma noi non sappiamo che cos'è la vita e non sappiamo che cos'è la coscienza. Anche quando andiamo a spezzettare il più possibile a livello biologico l'essere umano, più spezzetti, più non trovi la vita e non trovi la coscienza. Per carità, può darsi che la troveremo, ma non sembra essere questa la prospettiva, perché la coscienza è sempre anche autocoscienza, quindi coscienza di sé. E poi anche coscienza di essere cosciente di sé e così via all'infinito. Quindi l'autocoscienza è un ritorno infinito su di sé, che per noi è un mistero, e diciamo, ma da dove viene? Allora può essere un errore biologico, diciamo, un circuito in cortocircuito. Finisco solo col dire, proprio un attimo, però, quindi, siccome sentiamo in noi il mistero, quello che resta in noi pulito, la cosa più pulita, è l'ascolto del mistero. Per me, allora, quell'ascolto credo che sia un ascolto del cos'è quello che possiamo chiamare Dio, ma poi possiamo chiamarlo anche in tanti altri modi. Scusa se ti ho interrotto. Non hai interrotto. No. Ma io posso allora aver fede senza Dio? Allora, io... È qui che è la parte più interessante, perché la fede è un'azione che, anzi è una non azione che parte da me. Guarda, io... È in quella non azione che parte da me che mi riconosco in quel non fare, quello che raccontavi tu prima. Ma se è un'azione che parte da un altro, io come la posso identificare con responsabilità? Grazie. Sì, io credo che in questo noi dobbiamo ricordare più aspetti. Un aspetto è che l'altro è altro, ma è anche un'immagine di me, mi riporta a me. Quindi tutto quello che accade agli esseri umani è contagioso, in positivo e in negativo. Perciò ho l'impressione forte che la fede sia, che poi è un termine difficile, veramente è un termine, quasi non lo voglio nominare, perché poi attribuiamo tante cose a questa parola, quindi la mettiamo un attimo da una parte, diciamo, per ora preferisco parlare del collegamento con il sacro, il senso del sacro, viene da me o proviene dagli altri? Noi non sappiamo da dove proviene e fa parte di quelle cose che non possono essere insegnate, ma che si possono imparare. Ed è proprio quando le insegni che impedisci di impararle. Perché una delle cose, per esempio, che a me ha impedito di essere cattolico è perché mi hanno voluto insegnare. E io non ce la farò adesso, neanche se voglio. Ma non è, io sono molto amico anche del cattolicesimo, credo che ci siano dentro delle cose preziosissime, come in tante tradizioni. Però, siccome me l'hanno insegnato, non l'ho potuto imparare. È come quando ti insegnano a camminare e poi cammini sempre così.
Dice, perché ti hanno insegnato. Non è possibile. Ti hanno insegnato ad amare e quindi amerai in quel modo che non è reale. E così io credo che, personalmente, credo e sento che valga anche per tutta la vita spirituale. La vita spirituale è un eco. Cioè, nel momento in cui in qualcuno sorge un sentimento del sacro, intorno a quella persona si sente, si avverte, fa eco. Per questo è prezioso stare vicini e per questo è detto anche quando 2 o più di voi si riuniscono nel mio nome, io sono lì in mezzo. Perché? Perché mentre si riuniscono, che cosa gli accade? Che un attimo a me dice sì, ma io ho lasciato, non ho risposto a quel messaggino, sì, ma io ho fame, sì, ma intanto a uno di noi, arriva un contatto ed è contagioso e si spande tra gli altri. E poi tocca a lui addormentarsi. Ce lo ricordiamo quando si addormentano tutti, lui dice rimanete qui, state svegli, e li ritrova tutti addormentati. E lui era lì a piangere e a sudare sangue. Ma lui non era separato da loro che si sono addormentati. Quando ritorna lì, 1 tra 12 significa anche l'unità dei 12, quindi l'unità di tutto il mondo e di tutto il cielo, 12 e tutte le costellazioni anche. E quindi significa, mentre loro dormivano qualcosa vegliava e poi loro si sono svegliati rendendosi conto. Ecco, credo che stare insieme significa che in qualche momento qualcuno di noi si mette al servizio di questo e tiene la porta aperta perché quest'aria fresca dalle stelle, diciamo così, voglio banalizzarla un po' per non usare la parola fede che è troppo alta, quest'aria fresca dalle stelle, dai soli arriva a toccare la terra e poi tocca a qualcun altro tenere la porta aperta. Noi possiamo fare solo quello, noi possiamo tenere la porta aperta. Che cos'è l'uomo? Secondo me, per come sento, per quello che sto sperimentando, l'uomo è un essere incompiuto, a differenza di altri esseri sulla terra, che trova il proprio compimento tenendo la porta aperta. A chi? Ha una forza più grande di lui. Questo è come sento io, non vuol dire che sia così. Questo è come sento io. Grazie. Mi chiamo Andrea, buonasera. Buonasera. Allora, i transumanisti pretendono di trasformare l'uomo in un essere immortale, alcuni uomini, non tutti ovviamente, trasferendo la loro intelligenza in un cyborg praticamente, in modo che questo cyborg possa poi avere un'intelligenza che si evolve, che viene trasferita in un altro cyborg, che poi è avanti così nei secoli, diciamo, e potrebbe vivere migliaia di anni in questo modo. Mi domando, riusciranno a trasferire anche la coscienza in questo modo? Io vorrei fare su questo 2 considerazioni. Una è, se davvero costoro, che sono uomini potenti nel senso terreno, avessero davvero proprio questa prospettiva qui di immortalità,
la condividerebbero? Cioè, perché loro non la dicono solo per se stessi, a parole loro dicono potremo, pure noi, essere immortali nella rete. Allora, io non credo che costoro abituati a trattarci come gregge nel senso non dell'amorevole pastore, ma del lupo affamato, non credo che condividerebbero con noi una prospettiva di vita eterna. Allora credo piuttosto che costoro siano come quegli ipnotizzatori di cui parla Gurdjieff, che racconta di questo pastore che convince, ipnotizzandolo, il suo gregge che lui vuole solo il loro bene e quindi può starsene a casa diciamo senza fare mai nulla, perché tanto il gregge fa tutto da solo e diciamo, e si comporta da gregge. Quindi io credo che la reale prospettiva della immortalità che essi perseguono non sia quella. Loro fanno cadere delle briciole del tavolo e i cani, cioè noi, dovrebbero accorrere a mangiare di quelle briciole, ma il pasto è ben altro. Il pasto sono i cani stessi, l'obbedienza dei cani. Allora, qual è l'obbedienza dei cani? È gettarsi lontano dalla carne, dal sacrificio della carne, cioè rendere sacra la carne. Perché noi, una delle prospettive sbagliate che ha dato il cattolicesimo è mortificare la carne. Mortificare significa rendere morta. Sacrificare significa rendere sacra. Allora, nel momento in cui tu vivi nel rispetto del tuo corpo e dell'integrità e dell'intangibilità del tuo corpo e di quello altrui e nella felicità degli abbracci, della Madonna, del verde, dei boschi, del cielo che vediamo poco ormai. Le nuvole vere, che sono un dipinto veramente che quando l'Altissimo si mette là e fa le nuvolette, quelle rotonde come nei cartoni animati, è bellissimo. E poi vabbè, qualcuno scarabocchia sopra, no? Allora, io quindi credo che la reale prospettiva sia che tutti accorrano a gettarsi in questa fossa, che significa diventare batterie della tecnica, no? Quindi la tecnica non più al servizio dell'uomo, l'uomo al servizio della tecnica, e che diventa batteria, perché ha bisogno di molte batterie questa tecnica. In questo modo coloro che controllano il gioco, che non sono collegati, possono invece usare il gioco. Quindi ritengo con quasi certezza di aver imparato una regola. Più o meno la regola è questa: se ne dico uno, però se Bruno Vespa dice che è notte è giorno, se se Bill Gates dice che una cosa è curativa, io non dico che non è curativa, dico che io non la faccio, non voglio dire che non è curativa. Ma d'altronde pure quando mi è capitato che mi hanno chiesto: ma secondo lei fa male questa cosa? E io ho detto: mica secondo me, secondo voi, perché sennò mica fareste firmare a me. Scusa, non è secondo me che fa male, io che ne so, io sono scemo, quindi non posso dire questa cosa fa bene o fa male, ma se voi fate firmare a me siete voi che pensate che fa male. Quindi uno dei criteri che ho è che
se hanno qualcosa di buono non la danno a te, e che dunque questa prospettiva di immortalità in quelle forme, io non escludo neanche che qualcuno di loro si scarichi dentro una cosa per divertirsi, ma poi rimane fuori. Magari dice mi ci scarico pure e mi diverto, poi mi ricarico, mi scarico, mi ricarico, però la mia vita me la faccio fuori, cioè dentro. Perché credo che probabilmente le tecniche di lunga vita di costoro siano altre, e purtroppo temo che non siano piacevoli come quelle di una partita, diciamo, come si chiamano, non so come si chiamano le piattaforme con cui si gioca, tipo Xbox, queste robe qua, insomma, queste robe qua. Però non lo so, perché non sono in grado di dire quanto ci sia di vero in quelle prospettive di immortalità. Mi bevo questo, mi bevo quell'altro, mi mangio questo, mi mangio quell'altro. Le uniche cose certe sono quelle che ci danno gli amici che sudano tutti i momenti con noi, tipo Francesca che ci dà gli integratori buoni, oppure gli altri amici che coltivano la canapa buona, io lo dico apertamente, oppure gli altri che curano pur essendo come si dice, cacciati via dal sistema. Non ho detto la seconda cosa che devo dire, ma lì sarò più breve. La prima cosa è che credo che non lo direbbero a noi. La seconda mi è un attimo sfuggita, ovvero, però più o meno dico così, dico un'altra cosa. Credo che non sia quella la prospettiva, ecco. Ed era la prima cosa. La seconda è che se la coscienza, tu mi dicevi, ecco, può la coscienza essere travasata in rete? Allora, come tentavo prima di dire, la coscienza è l'irriducibile per definizione. Perché? Perché è colui che pensa. Allora, io per esempio adesso sto dicendo queste cose, ma se io tento in me di trovare chi pensa e chi dice queste cose, io posso trovare solo parole. Poi mi metto in silenzio e dico, ma chi è che ascolta questo silenzio? Io non lo posso dire, come l'occhio non può vedere se stesso. Quindi che cos'è la coscienza? È ciò che trabocca ininterrottamente, o ciò che è rappresentato nella Bibbia come il rovo che brucia senza consumarsi, e che cosa dice di se stesso? Non è che dice, ma io sono un rovo che brucia senza consumarsi, no, dice, io sono colui che è, cioè una frase circolare. Che sei tu? Colui che è. Allora uno dice, mi stai prendendo in giro? O no, perché non è uno scherzo, è proprio una frase circolare, e quindi significa che non è esauribile. Allora, ciò che non è esauribile non può entrare, sì, ecco, perfetto, chi ha detto in un sistema? Sì, non può entrare in un sistema. D'altra parte c'è un aspetto molto interessante, a inizio Novecento, tra 800 e 900 si è compreso che i sistemi non contengono se stessi. Quindi una delle cose più importanti tra 800 e 900, per cui andarono in crisi tante convinzioni, fu ho esagerato, dobbiamo andare via? No. Okay. Uno di questi momenti fu il teorema di incompletezza di Gödel. Gödel, come tanti altri matematici e logici, tentava di dimostrare la coerenza di un sistema rimanendo all'interno dello stesso sistema. La coerenza, cioè dice, guardate, questo sistema è autofondante, si autogiustifica. E adesso vi dico come finisce proprio un attimo. Un problema che prima leggevo sugli splendidi integratori di Francesca, dice noi siamo fatti di acqua, e io lo dico a tutti,
però io non bevo mai, non lo so, c'ho questa cosa terribile. Noi tutti siamo bravissimi a dire le cose agli altri, tutti siamo proprio bravi. Che cantastorie che è l'essere umano proprio. Allora, Gödel disse: adesso ci penso io a fare questa cosa, vi dimostro che un sistema logico può fondare se stesso. Alla fine i suoi teoremi, cosiddetti teoremi di incompletezza di Gödel, dimostrarono che nessun sistema logico può fondare se stesso. Quindi la verità è sempre al di fuori di un sistema, cioè ciò che fonda un sistema è sempre fuori. Se noi guardiamo il funzionamento dell'informatica, non vi è alcun supporto che possa supportare un livello di informazione tale per cui il fornitore dell'informazione o l'ascoltatore dell'informazione sia anch'esso dentro. Cioè la coscienza non può essere dentro un sistema, la coscienza è sempre l'eccedenza. Che cos'è Dio? È sempre quel di più, è l'orizzonte. Dice: adesso faccio una passeggiata e raggiungo l'orizzonte. Uno ci pensa da piccolo, oppure raggiungo l'arcobaleno, cammina, e perché c'è ogni tanto, ma perché c'è questa pentola d'oro alla base dell'arcobaleno? Perché non ci arriverai mai. È per questo che c'è, perché lì tu sai che c'è l'oro, ma in realtà tu sei già lì. Ti sta anche dicendo c'è l'oro e tu sei lì, tu sei quell'oro, tu sei quell'orizzonte. Senza quell'orizzonte non si dà il tuo mondo. Ci sono due condizioni per l'esperienza, più o meno l'osservatore e l'osservato, per quanto poi non è vero che siano due, perché poi c'è una terza condizione che le riunisce entrambe, ma diciamo due: l'osservatore e l'osservato. Quindi si deve dare me e l'orizzonte. Se in qualunque modo io mi incammino, si incammina anche l'orizzonte. E quindi stessa cosa vale per quello che noi in qualche modo chiamiamo Dio. Dio è l'orizzonte di tutti i nostri eventi. Non può diventare un evento. Un evento non si può mettere in bottiglia l'orizzonte, diciamo. Quindi questi sono pazzi, ma il diavolo ha sempre tentato di mettere Dio in bottiglia, no? Ma io non dico il diavolo in senso religioso, intendo, possiamo dire pure, diciamo, in tutta la tradizione, in tutti gli apprendisti stregoni, nel senso che volevano farsi di più che umani piuttosto che essere umani. Quando l'essere Dio dell'uomo è proprio tenere aperta la porta a Dio. In quel momento tu sei figlio e sei come il padre. Tu sei la porta. La porta, quando entra la luce, tutto si illumina, anche la porta. Allora tu diventi come il padre, che passa attraverso di te. Io così sento il significato di queste parole. Non vuol dire che è così, perché non sono un teologo, però sento così il significato di queste parole. Grazie. Adesso funziona? Io sono una persona ignorante, premessa, però ho avuto la fortuna di incontrare nella mia vita, proprio perché a un certo punto la vita mi ha portato a cercare, degli esseri meravigliosi. E quel che ho capito, anche in parte per quel che ho sperimentato, è
che certe cose si possono solo sperimentare. Perché se nella materia ci sono tante discipline che ci portano ad esplorarla attraverso strumenti, attraverso... Per quanto riguarda lo spirito, l'unica cosa che possiamo per avvicinarci è proprio sperimentare con il nostro corpo, con la nostra mente, attraverso vari sistemi, varie discipline. Alla domanda perché ci sono tante discipline, tanti maestri, tanti sistemi, perché il divino è generoso e dona a tutti la possibilità di trovare il proprio sentiero in base alla propria personalità. Ma quello che ho capito è che per poter accedere a quel mistero dobbiamo diventare quel puntino che dicevi tu, che è presenza pura. Essere nel presente, essere nel qui ed ora, ma senza esserci come persona, senza esserci come mente, semplicemente esserci. Perché anche quando si parla di testimone, ne parliamo come qualcosa di diverso da noi. Invece è proprio quella presenza e quella testimonianza che ci permette di sperimentare il contatto. Non tanto il contatto, l'essere, perché anche noi siamo quella realtà nel profondo. E io credo che io non mi aspettavo una non so come chiamarla, conferenza o cosa di questo tipo, di questa profondità, di questi temi. Sono rimasta... Però la convinzione che ho avuto fin dall'inizio, di quando è cominciato l'Ambaradan, è stato proprio il mondo così com'è non può andare avanti. Il mondo ha bisogno di un balzo e le persone che stanno avendo anche un balzo a livello di coscienza in questa epoca sono moltissime, e ci metto anche persone come dici te, al di là di vaccino o non vaccino, parlo proprio di presenza, di cuore, perché anche tante persone che ci sono state nemiche, chiamiamole così, di fatto però hanno agito sacrificandosi in buona fede. Pensiamo agli infermieri, non tanto persone che hanno conoscenza, che hanno fatto scelte anche di comodo, no? Però persone che le hanno fatte proprio con il cuore. E io credo che sia questo tipo di coscienza che è aumentata. Per chiudere, io credo che noi, almeno a me ha aiutato moltissimo avere delle risposte. Se noi ci avviciniamo ai mistici, ai maestri spirituali, quelli veri, come ci metto dentro tutti nella storia, perché a me un maestro ha detto: guardate che Cristo non voleva creare il cristianesimo, voleva che diventassimo tutti dei Cristi. Guardate che il Buddha non voleva il buddismo, voleva che tutti facessimo il percorso per diventare dei Buddha, e così via. Mi ricordi il nome? Rita. Sento queste cose molto come te. A partire dalla prima, allora, ovvero sono un ignorante che ha incontrato tante persone veramente, non voglio dire neanche sapienti, perché significherebbe che il sapere è chiuso in qualcuno e invece passa attraverso tanti di noi, no?
passa attraverso tanti di noi e mi sento di condividere le cose proprio come le hai espresse e vorrei aggiungere una piccola cosa che potrebbe sembrare provocatoria ma che ritengo necessaria e che forse può far arrabbiare qualcuno, ma io credo che dobbiamo correre questo rischio. Tutti noi abbiamo fatto arrabbiare tante persone. Allora, se ci facciamo arrabbiare per un po' tra di noi amorevolmente non è grave. Sappiate che è fatto perché uno ci crede. Poi e io credo che non solo dobbiamo, come tu hai detto giustamente, ringraziare tanti che hanno fatto scelte diverse e opposte alle nostre in buona fede, io credo che anche tra quelli che hanno fatto scelte diverse dalle nostre, opposte alle nostre e ci hanno perseguitato in cattiva fede, noi dobbiamo riconoscere veramente parte della nostra comunità, non solo perché ci hanno consentito di essere qui, perché sarebbe una cosa brutta dire solo questo, perché dice sì vabbè ma hanno ammazzato quei nostri amici, perché questi hanno ucciso, le loro scelte hanno ucciso. E quindi non possiamo dire sì, per adesso ci troviamo tutti qua felici così. No, questo sarebbe veramente ingiusto. Ma io credo che dobbiamo immaginare, tentare di immaginare cosa avrebbe significato per noi essere al posto loro. Cioè, noi abbiamo visto tante persone fare dei voltafaccia terribili. Sapevamo che mentivano. Loro sapevano che noi sapevamo che mentivano. E mentre loro sapevano che mentivano, aggiungevano che dovevamo obbedire perché era vero. Allora, un voltafaccia così non si compra con i soldi. Non bastano, cioè non bastano per comprare in quel modo così tante persone, anche relativamente buone di cuore, perché noi abbiamo visto persone, dei pezzi di pane, no? Diventare veleno. Tutti noi abbiamo presente subito qualcuno completamente cambiati. Allora non possiamo sapere, uno, e lo scarto, ma non lo voglio scartare a livello concettuale, lo voglio comunque mettere sul tavolo questa possibilità. Uno, hanno ragione loro, è una possibilità, hanno ragione loro e noi siamo dei coglioni. Seconda possibilità, hanno avuto tanta paura e gli hanno prospettato cose molto brutte e noi non sappiamo cosa avremmo fatto al posto loro. Cioè, se a me avessero detto tutte le persone attorno a te, tutti quelli che ti sono cari, oppure scegli il potere, la salvezza per i tuoi cari e una roulette russa per gli altri. Adesso io non voglio dire alzi la mano chi si sarebbe opposto, ma dentro noi stessi alziamo la mano, dentro noi stessi, e io dico per fortuna non ero là, per carità ho scelto negli anni di non essere lì, l'ho scelto, però tanti di questi stando lì hanno salvato da quel posto una buona come te, uno buono come me, dico buono tra virgolette, uno buono come te, uno buono come me, uno buono come lui, una buona come lui,
anche se gli ultimi ritrovamenti sia archeologici sia bibliografici accreditano una figura di Giuda che probabilmente era in qualche modo il prediletto di Gesù e che dunque egli ha indicato come colui che doveva condannarlo per sottoporlo a una prova estrema. Sto parlando del Vangelo di Giuda, uno dei Vangeli apocrifi. È vero, non è vero, non ci interessa. Quello che ci interessa è che senza un Giuda la storia non va avanti. Noi dobbiamo ringraziare di non essere stati lì e dobbiamo ringraziare chi ha occupato quei posti al posto nostro. Scusate se con queste parole posso far arrabbiare qualcuno, spero però che ci troviate dentro ciò che intendo dirvi col cuore. Cioè non diamo per scontato di essere puliti, perché è uno dei modi principali per poi diventare dei bravissimi candidati a fare del male agli altri, perché tutti quelli che sono arrivati lì davano per scontato di essere puliti, ci sono arrivati nel nome della pulizia morale, economica, intellettuale, i puri. Ecco, forse mi permetto così di dirvi anche che per chi vorrà leggere quella fiaba, una lunga fiaba, quella che io chiamo in qualche modo salvezza, avrà un grande debito con chi è molto cattivo, con chi è tremendamente cattivo. Noi non li conosciamo, ecco, quando è detto non giudicare, questa è un'altra prova difficile, che non vuol dire non fargli pagare i reati, questo sia ben chiaro, lo ripeterò ovunque. Hai attraversato col rosso, paghi la multa. Hai fatto una strage, paghi con l'ergastolo. Questo, e se ne avremo la forza. Ma non giudicare vuol dire, ecco qui, sempre tornando ad Aristotele, per Aristotele il giudizio che cos'è? Attribuzione di un predicato a un soggetto, cioè la mela è rossa. Allora, com'è possibile non giudicare? Noi qualunque cosa guardiamo la giudichiamo. La sedia è rossa, il pavimento è nero e così via, ma poi incontriamo alcuni grandi sapienti come Gesù e dice non giudicare, Krishnamurti, cioè, il livello più alto di pensiero, una mente non giudicante. Allora, che vuol dire? Vuol dire semplicemente che in questa inevitabile operazione della mente, cioè the pen is on the table, non puoi non dirlo, the pen sta lì, la penna, e quindi the pen is on the... Ma questo lo dice la mente, ma tu riconosci che non sei la mente. Colui che domanda sul mondo, che guarda il mondo, che interroga il mondo, quindi non giudicare significa non attribuire forzatamente questo predicato a questo soggetto, perché tu non sei colui che giudica e non sai neanche che cos'è lui veramente. Ricordatene, perché non lo sai. Funzioni così, quindi vedi la penna sul tavolo, quindi funzioni così, ma non sai se stai sognando, non sai se la penna è disegnata sul tavolo e non sai nulla. Non sappiamo nulla di noi stessi, vogliamo sapere le cose del mondo e poi vogliamo sapere le cose degli altri. Ecco, per questo vi prego, spero che nessuno si offenda se parlo bene dei criminali assassini che dovranno passare il resto della vita in galera. Ne parlo bene e credo che dovremo trattarli come fratelli e che dovremo trattarli
io credo che il carcere debba essere un luogo, e questo lo penso per tutti, come le scuole. Siccome i carceri devono essere scuole, devono essere luoghi bellissimi. Quindi io credo che loro debbano essere rinchiusi in posti bellissimi, come tutti i carcerati, per capire e poter tornare a amare la vita e non a sputare sulla vita, per poter essere veramente illuminati dalla bellezza della vita reale e sentire il dolore di quello che hanno fatto. Però per questo non credo che gli sia d'aiuto essere chiusi in un posto buio. No, io credo ci voglia proprio un posto bello. I posti belli danno rimorso, il mare, la montagna, una bella baita. Così. Ti danno il rimorso, dicono. Tu più stai di fronte alla bellezza e più dici, Dio mio, ma cosa ho fatto per meritare di essere al mondo? Così, questo credo. Ultimamente sento e vedo in televisione un sacco di pubblicità Qualcuno ci deve riferire che cosa combinano. Non sto solo a casa. Pubblicità del metaverso, e ne stanno adesso proprio tutti i giorni. Che cosa c'è dietro tutta questa insistenza? Per quanto mi sembra, da un lato c'è un progetto fallito, nel senso che stanno tentando di spingerlo fortemente anche con fondi pubblici. D'altronde i criminali sono criminali, anche con fondi pubblici, e come ci ha detto prima il nostro amico, in qualche modo stanno tentando di far sì che il gregge si viva connesso e inguinzagliato alla rete. Allora, questo cosa significa? Significa che tu diventi strumento della rete, piuttosto che essere la rete uno strumento per te, perché noi non dobbiamo dimenticare che gli strumenti, cioè l'essere umano senza strumenti non vive. L'essere umano è un homo faber, fa le cose, quindi fabbrica, crea strumenti. Senza strumenti l'essere umano non regge a lungo, certamente non regge la civiltà. Quindi noi non dobbiamo condannare gli strumenti, dobbiamo portare il livello di consapevolezza sempre un filo più su della potenza dello strumento. Quindi se io uso la macchina, l'automobile, mi serve la patente. Se uso l'aereo mi servirà il patentino di volo e così via. Se uso questi strumenti serve una coscienza collettiva, tipo lo schiaffone di chi dice smettila con questa cosa, no? Tra di noi, amorevole, il marito, la moglie il marito, il padre al figlio, il figlio al padre, perché pure noi siamo drogati di questo, no? E quindi da un lato un esperimento fallito, dall'altro di questi esperimenti falliti in qualche modo è piena la storia, nel senso che continuano a spingere. In questo senso io credo che il tentativo è chiaramente la digitalizzazione generale della vita. Se la vita è digitalizzata, ciascuno di noi è in qualche modo un bit di informazioni, un insieme di bit di informazioni. Un bit di informazioni può essere fermato, annullato, bloccato, reso insignificante, spento. Un corpo no. Quindi finché il corpo vive indipendentemente, non senza, ma indipendentemente da quello, allora il corpo ha un senso. Quando un numero cospicuo di persone vive, non dico dentro, ma dipendentemente da,
dalle funzioni digitali, essi stessi diventano funzione del digitale. A quel punto che cosa accade? Che per quanto tu possa gridare nelle orecchie di qualcuno che è connesso, non servirà. E quindi non servirà a te stare fuori e si apre un grande mistero. Il mistero che è rappresentato per esempio nel film di Matrix da Cypher, no? Che dice, lui tradisce, fa parte dei ribelli ma tradisce, dice: rimettetemi dentro il sistema e fatemi dimenticare tutto. Allora lui tradisce ed il tradimento è il prezzo che paga per essere rimesso dentro il sistema. E cioè per trovare un attimo di tranquillità, non di pace, tranquillità. Allora, se questa è la prospettiva, noi non apparentemente è la fine del mondo. Apparentemente noi abbiamo pure un papa che appena è stato eletto ha detto: avete un papa che viene dalla fine del mondo. Non viene pure a dire, no? E viene dalla fine del mondo. Adesso noi vediamo che i poteri di questo mondo vanno in questa direzione, compreso quello del Papa, che ha tentato pure ogni tanto di andare da un'altra parte, ma evidentemente se sei del mondo, oltre che nel mondo, sei del mondo, a quelle leggi obbedisci. Quindi noi, tra l'altro, noi possiamo anche aiutarli questi personaggi, soprattutto quando sono contraddittori. Noi abbiamo tentato varie volte di rivolgerci a Papa Francesco come a una persona che si contraddice. Siccome ti contraddici, ti prego, cioè, fatti forte della tua contraddizione ed esci da questa situazione. Abbiamo tentato di dirglielo sulla guerra, abbiamo tentato di dirglielo sui vaccini, sul Natale. Siamo andati a distribuire lettere di Natale e anche questo Natale andremo a distribuire lettere per dire ai cattolici: ma cioè, dove siete finiti? Noi siamo andati a riempire le acquesantiere. No, perché andavamo? Io non ho questa confidenza con le acquesantiere, ma perché le andavo a riempire? Perché dico, ma se non c'è più il senso del sacro, cioè se l'uomo non crede più in nulla, tu puoi fare qualunque cosa all'uomo che non crede più in nulla. Quindi meglio credere in delle cose magari un po' vere, un po' non vere, un po' messe un po' così, che si reggono un po' così, ma almeno credi in qualcosa. Siccome non credi più in nulla, posso farti tutto. Questo è il gioco. Nel metaverso tu non sei nulla, puoi diventare qualunque cosa, quindi tu non sei nulla. Senza identità non sei nulla e posso, quando voglio, se disobbedisci, ridurti al nulla che tu stesso hai scelto di essere. E noi non sappiamo quindi se sarà la fine, del mondo. Tante volte è sembrata essere la fine del mondo, no? E se noi guardiamo alle forze in gioco, siamo fottutamente fottuti, cioè proprio ci passano sopra, ma proprio ridendo. Eppure stiamo qua. Non ha senso, non ha proprio senso. Noi stiamo qui nonostante in teoria, cioè dovremmo andarci a divertire, no? In teoria, perché abbiamo straperso, come nel Decamerone dovremmo stare noi, no? Cioè a ballare, a ubriacarci, perché tra poco è finita. Cioè, certo, sì. Noi siamo pure morti oltretutto, no? Quindi noi siamo l'assurdo, ma se siamo l'assurdo, come possiamo non credere che quell'assurdo sia, che quell'assurdo viva? E l'assurdo è che una forza più piccola possa piegare una forza più grande, ma è davvero più piccola? Apparentemente, perché una stella in cielo
non è niente, è piccola. Il cielo è nero, ma tu non guardi il cielo nero, guardi la stella. Illumina tutto il cielo. Accendi una candela in una stanza. La luce penetra il buio non penetra la luce. Quindi la luce è poca, ma penetra tutto il buio. Quindi sarà alla fine, dal punto di vista loro, è la soluzione finale. La soluzione finale, d'altra parte, è anche quella, il germe, il chicco di grano che dice adesso muori, ti metto sottoterra e muori, e l'estate dopo ti ritrovi un'intera spiga. Pensavano di averci ucciso e sotterrati, invece sì. Eravamo un seme. Sì. E scusami un attimo, a questo punto arriva la classica domanda che facciamo da 13 anni a tutti i nostri interlocutori. Questa battaglia si svolge solo a livello terreno oppure ci sono delle forze spirituali sopra per cui questa battaglia viene combattuta anche a livelli superiori? Punto di domanda. Di solito è uno dei nostri che la fa, oggi non c'è, quindi te la faccio io. Pasolini, in particolare negli ultimi anni, allora lui parlava da cattolico in un certo senso, a modo suo, comunista, radicale, insomma una roba, una costellazione, una galassia, un'esplosione. Ed ebbe a dire, con tutte le sue contraddizioni, di fronte all'avanzare della società del consumo, adesso noi sembra che noi non parliamo più della società del consumo, nel senso che diventeremo non i consumatori ma i consumati, ma è comunque una espansione di quella forza, diciamo, materialistica e economicistica che deve dominare tutto e che deve dominare sull'uomo. E lui ebbe a dire che non sarà rivoluzione se non sarà una rivoluzione spirituale. Insomma, questo che ha tutte le sue stranezze, è un cattolico non cattolico, è un comunista non comunista, è un radicale non radicale, però dice la rivoluzione è spirituale. Non esiste nessuna rivoluzione che non sia spirituale, e non esiste nulla, a mio avviso, per quel poco che posso sentire, che accade in terra e che accade nel manifesto, in ciò che è manifestato, se non accade in ciò che non è manifestato. A Socrate, prima che fosse costretto a bere la cicuta come sua condanna a morte, parlava con gli allievi in carcere e gli domandavano tante cose. Allora, parlava anche delle cause, le cause. Qualcuno potrebbe chiedere perché Socrate è qua, diceva lui. Allora si potrebbe rispondere: Socrate è qua perché ha delle gambe, ha un corpo, qui c'è una prigione, lì c'è una porta, ha compiuto determinate azioni e quindi è qui. Ma questa sarebbe una risposta? Cioè, questa è la risposta in maniera puramente meccanica, forze meccaniche hanno condotto a questo. E Socrate dice di se stesso: sarebbe forse una risposta questa? Io so di essere qui perché ho scelto la morte
piuttosto che rinnegare la filosofia. Perché loro dicevano: guarda, ti lasciamo vivo, però cazzo, te devi stare zitto, cioè stai sempre andando in giro, fai le domande, perché questo, perché quello, ci metti in crisi. Se tu la smetti di fare le domande, noi ti lasciamo vivo. Perché dice: tu corrompi i giovani così. Poi oltretutto vai a dire che c'è una voce dentro di te che ti dice di dire queste cose, quindi poi quelli pensano che c'è un altro Dio. Che poi questa pure è particolare, perché lui, in una società politeistica, quindi centinaia di dei, condannato perché dice: introduce nuovi dei, ce ne sono centinaia, io introduco un nuovo Dio. Però lui parlava di una divinità diversa, una divinità che gli parlava interiormente, cioè la poteva sentire solo lui, cioè non era della piazza, non era della città, parlava dentro di lui, cioè in interiore homine, nel profondo dell'uomo c'è una voce che egli solo può ascoltare e deve obbedirgli. Non può non farlo, cioè egli deve obbedire alla coscienza, anche quando gli dice soprattutto cosa non fare, cioè quelle cose che fanno altri. Cioè non solo sta divinità parla solo a lui, ma gli dice cosa non fare, e sono esattamente le cose che fanno gli altri. Allora questi si arrabbiano perché dico: tu inserisci un Dio che senti solo tu, che parla dentro di te e che ti dice di non fare le cose che facciamo noi. Cioè non ce lo puoi provare che sto Dio esiste, mentre i nostri dei, vedi, esistono, cioè abbiamo le statue, dov'è il tuo? E quindi lo scandalo di Socrate è che c'è una voce interiore. Allora lui prima di morire, cioè prima che arrivi la mattina in cui è costretto a bere la cicuta, dice: come se volessero spiegare il fatto che io sono qui perché ho delle gambe, perché ho delle ossa, perché ho dei muscoli e quindi sto qui. Per questo Socrate è seduto qui. No, Socrate è seduto qui perché ha disobbedito alla città, ha scelto di morire piuttosto che rinnegare ciò che sentiva vero, ciò che sentiva reale. E quindi quello che vediamo accadere fuori non è fuori, è una conseguenza di quello che c'è dentro. Quello che vediamo accadere in terra, e qui è più difficile comprenderlo perché passa per immagini, però cercherò di farmi comprendere. Se noi vediamo qualcosa accadere in terra, è perché sta accadendo in cielo. Ovvero, se qualche cosa accade tra gli uomini, è perché accade nelle coscienze, e la coscienza è qualcosa di più degli uomini. Quando si parla di cielo e si indica in alto, significa dentro, perché è dentro che ci attraversa, significa nella coscienza. E quindi nulla che sia nel mondo accade senza essere passato dalla coscienza. Per questo tanti di noi sapevano che stavano per succedere queste cose. Per questo tanti di noi sanno che siamo già salvi. E pur sapendo che non tutti vedremo quel giorno felice. Allora, io credo che quello che hanno scoperto loro è che hanno risvegliato in noi quella scintilla divina che è nostra, che non riusciranno mai ad imitare con nessuna macchina, e che sarà quella che, se riusciamo ad accendere, ci salverà. Perché, come dici tu, è una stella, è una luce in una stanza buia, ma ognuno di noi ne ha una dentro, perché quella divinità è incarnata in noi nel momento in cui siamo nati, ci è propria di tutti i filosofi che sono passati su questa terra, di tutti gli dei che qualcuno ha voluto mettere in una statua, di tutti i profeti. Noi siamo quel Dio incarnato
e noi abbiamo questo potere immenso se solo ce ne rendiamo conto e se solo capiamo quale potere abbiamo per sconfiggere quelli che vorrebbero spegnere questa scintilla, ed è là che nascerà la nostra rinascita, cioè riuniti riusciremo a trovare insieme quella forza. Loro ci hanno sfiduciati da tutti i punti di vista, ci hanno fatto apparire niente e ci fanno sembrare un corpo, ma dentro in quel corpo c'è l'essenza più importante che loro non potranno imitare, e che se si spegnerà sarà solo colpa nostra. Per cui quando qualcuno mi dice non aspetta a me dirlo, io li soffro, perché se tu te ne sei reso conto, quella è la tua responsabilità per essere presente su questa terra. Tu lo devi dire perché lo senti dentro, altrimenti è come vivere da morto, e non credo si viva bene con questo rimorso. Io mi sento più libera se riesco a dare luce a quella fiamma che è interna, e se loro si rendono conto che noi lo sappiamo, sono loro che devono aver paura. Cioè non è la morte, come dici tu, che mi spaventa, ma se io ho dato un po' di luce a questa terra, ho già realizzato la mia vita, insomma la mia vita è piena. Mi sento più morta a non essere quella che sono, ed è questo che loro hanno paura, che noi ci uniamo per renderci conto di quanto siamo divini. Per questo condivido con te, non c'è una lotta in cielo o una lotta in terra, noi siamo il cielo e la terra, cioè noi siamo quella cosa magnifica che anche la religione tenta di opprimere, dandoci un percorso storico che a volte non riconosciamo. Noi siamo molto di più, solo per essere vivi adesso, qui ed ora. Quindi grazie, perché mi hai concesso di dare un filo logico a tante cose che avevo interne e che sai che condivido con te. Grazie, condivido come l'hai espresso, e credo che c'è un punto a cui dobbiamo dare molta importanza, cioè tu hai detto se te ne sei accorto non puoi tacere. Allora, non ci sono da fare cose grandi, perché ciascuno ha una piccola cosa che può fare. Va bene anche nascondersi, perché per esempio sento che il mio posto è nascondermi, va bene, ma se tu ti nascondi devi aiutare chi non si nasconde. Se tu sei un medico che si nasconde in qualche modo, devi aiutare altre persone, devi parlare a chi puoi parlare. Se tu sei una persona che si nasconde perché così può salvaguardare un benessere materiale, benissimo, devi dividere quel benessere materiale tra chi non si nasconde. E questo ci riguarda tutti. Allora, la questione è se c'è una battaglia che è solo una battaglia materiale, non può esserlo solo materiale, perché non esiste nulla che sia solo materiale. E allora in quel piccolo gesto di dire va bene, io mi nascondo ma faccio la mia parte, oppure io mi rivelo quel poco per dire non sono d'accordo al 100%, piccolo dubbio, quindi mi rivelo di quel poco, allora in quel momento ciò che in te è carne e ciò che è in te è spirito, che sono la stessa cosa viste da due angolazioni diverse, due prospettive diverse, si ritrovano uniti, perché ciò che tu sai fai, fai ciò che sai giusto, e ciò che sai giusto lo fai
diventi ciò che sai e quindi diventi anche ciò che sei. Per questo dico che non ci può essere separazione cioè è chiaramente una battaglia spirituale in quanto è materiale, è chiaramente una battaglia materiale in quanto è spirituale. Non si può impugnare questa candela nella notte se non ricordando che questa notte non è solo una notte esteriore, corrisponde a una notte interiore dell'umanità. Andrei su un altro livello, però ci vuole ancora mezz'ora. Qualcun altro ha qualche altra domanda? Facciamo allora ce ne sono due velocissime che poi chiudiamo e comunque non è chiuso l'evento perché ci sarà ancora qualcosa a sorpresa. Grazie. Allora penso che, volevo sentire cosa ne pensa anche Davide, che per quanto mi riguarda è una faccenda che ha a che fare con la propria forza. Allora, io ho analizzato, ho visto in questi anni come ho vissuto, ho barattato la mia forza in cambio di sicurezze materiali. Quindi io ho vissuto una vita che un po' da pollo di allevamento, mi rendo conto, una buona parte della mia vita. Quindi adesso vedo che è una proiezione di quello che ho vissuto, quello che sta accadendo. Non riesco a vedere fuori responsabili lui, quelli. Stanno in una fase estremamente delicata. Io ho cercato di rispettarla sempre. Con alcuni di loro ho avuto la massima condivisione e tanto sostegno, con altri di loro ho avuto tanto dialogo, con pochi di loro ho avuto un rispettoso scontro dialettico, da qualcuno sono stato ritenuto poco sano di mente, giustamente, e con tutti loro, col passare dei mesi e i mesi e i mesi, le cose sono cambiate, perché occorre avere fiducia nella vita, no? E per esempio un momento in cui sono cambiate le cose molto, quindi sì, ho avuto solidarietà, diventavo sempre più piccolo perché dimagrivo velocemente, erano preoccupati, però erano da una parte preoccupati, dall'altra era un percorso molto, molto contraddittorio, perché chiaramente erano tante le voci che sentivano. Non basta avere fame per avere ragione, occorre avere fame di ragione. E io sentivo di avere fame di ragione. E la fame di ragione ha bisogno di tempo per essere saziata. E quindi, e di pazienza, e col passare delle settimane e dei mesi, e noi ricordiamo che ognuna di quelle settimane sembravano mesi e anni. Quanti anni ci sembrano passati? Sembrano decine d'anni? Da un lato sembra pochissimo, dall'altro sembra tantissimo, è un tempo strano. Il tempo della coscienza fa così. Perché noi abbiamo vissuto un tempo della coscienza, gran parte della vita abbiamo vissuto un tempo dell'orologio, che è volato via. Invece in questi 2 anni abbiamo vissuto un tempo della coscienza che fa così. In certi momenti sembra brevissimo, in certi momenti sembra tantissimo. Ha un respiro, è vivo. Il tempo della coscienza è vivo. Non so che cos'è. Infatti, Agostino, che cos'è il tempo? Non lo so. Cioè, lo so, ma se me lo domandi non lo so. È qualcosa di vivo. È un respiro dell'essere in qualche modo. Allora, col passare delle settimane,
ho trovato il momento di massimo dialogo con gli studenti, di massima solidarietà, sai quando? Quando ritornando a scuola, come si dice, reintegrato, siamo stati demansionati e quindi hanno detto va bene, ritorni, ma ritorni fino a nuova epidemia, c'è scritto così nel decreto, non è epidemia ma fino a eventuale nuova, quindi lo stato di diritto proprio, ma demansionato perché devi essere umiliato, perché l'ha detto il ministro contro il diritto. Allora dice va bene, devi fare il doppio delle ore. Okay. Allora vado là, dovrai fare queste altre cose, queste altre mansioni. Ho detto non voglio neanche leggerle. Perché? Perché non le faccio, disobbedisco. Sappiate che girerò per la scuola esattamente come voglio io e farò tutto ciò che voglio, e fino a che non mi farete un altro contratto. Ma non potevano fare un altro contratto perché non si può cambiare un contratto così, e quindi giravo per la scuola facendo tutto ciò che volevo. E lì dico chiamate la polizia, li invitavo, chiamate i carabinieri, vi prego, perché lo dirò anche a loro. E quindi cosa facevo? Andavo nelle classi e dicevo le menzogne che erano state dette per me. Poi dicevo ci sono 40 gradi, respirate, togliete queste, ci sono 40 gradi. Stavano lì a 40 gradi, stavano lì così a sudare, immobili una accanto all'altra, e loro le toglievano ed erano felici e ridevano. E io non sono mai stato in assoluto contrario alla maschera, lo dico, non in assoluto. Cioè dico, se all'inizio c'è un momento di prudenza e può aiutare, vediamo. L'obbligo no, non ci sto. Ma se me la raccomandate, io come prudenza, rispetto, eccetera, eccetera, ma intanto dimostratemi che serve. Io vi do 1 mese di tempo, 2 mesi di tempo, come prudenza la porto, mi dimostrate che serve nel frattempo. Niente, su sta cosa non ci hanno sentito, lo sappiamo, no? Intanto uscivano gli studi che erano più i danni che i vantaggi. Dico andate, toglietevela, ci stanno 40 gradi, state morendo, e piano piano col passare dei giorni tutti la toglievano. Poi è un tale Draghi Mario che è andato in una scuola, si è andato in una scuola in mezzo a tutti gli studenti e lui se l'è tolta, e io ho preso la sua foto, sono andato in giro per la scuola e ho detto vedete quello che vi dicevo, è finita, toglietevela tutti, autorizzazione diretta del Presidente del Consiglio, l'ha detto lui. E quindi tutta la scuola era senza mascherina e non si decidevano a chiamare i carabinieri. Ma dico, ma per favore. Allora dico, va bene, provo andando anche in succursale. Anche lì l'ho detto. No, nella centrale, io stavo in succursale allora. E anche lì, stessa cosa, niente, non chiamavano i carabinieri. Al che dico, va bene, da quel giorno però ho detto, io devo festeggiare perché è finito tutto, quindi... andavo in giro per tutte le classi a fare questo, e l'anno è finito a scuola con tutta la scuola praticamente senza mascherina, tranne diciamo gli obbedienti, via. Vabbè, tranne i colleghi, che però io ho il massimo rispetto perché loro sentivano di farlo per rispetto. Però era un rispetto sbagliato, perché era una cattiva educazione in quel momento. Però va bene, è una scelta loro, va benissimo. Però ho dimenticato di dire qual era il momento in cui ho trovato il massimo dialogo con gli studenti. La prima settimana che sono tornato, le prime 3 settimane che sono tornato. Che cosa ho fatto? Assolutamente nulla. Cioè, loro dicevano devi stare di là, io mi sono messo in sciopero della parola. E quindi mi sono scritto sciopero della parola, stavo zitto e mi mettevo in mezzo alla scuola. E arrivavano tutti gli studenti e parlavano.
E dicevo, sa professore, mi sa che questa cosa c'aveva ragione, cioè, parlavano tutto il tempo, io speravo, dico, mi metto in silenzio, così ormai così non vogliono farmi lavorare, vabbè, almeno mi pagano per starmi zitto, sto in silenzio, tranquillo. E parlavano tutto il tempo, poi parlavano tra di loro, ne arrivavano altre, e arrivavano i colleghi e dicevano, ma sai che c'hai ragione, è assurdo che ti fanno stare così quando la situazione ormai è evidente a tutti, per questo sei rientrato, perché la situazione è evidente a tutti, però ti fanno stare qui e ti pagano. E io facevo così con la testa, perché poi va bene, dopo 3 settimane c'è stato ho cominciato a girare da tutti a dire di togliere le mascherine, perché Mario Draghi aveva dato questo permesso a tutti, ecco. Quindi questo è stato il mio rapporto con gli studenti prima e dopo. Prima è stato un dialogo difficile, necessario, rispettoso, in cui alcuni si sono comportati anche da delatori, però non era colpa loro. Che devono fare? È come sono a metà strada gli studenti, per questo hanno puntato così duro su di loro. E poi dopo, quando per un po' sono scomparso e poi sono riapparso così, e lì c'è stato un grande dialogo. Io ero zitto, loro parlavano, più ero zitto più parlavano, e questo mi ha insegnato molto, mi ha insegnato molto. Cioè ho detto, adesso non faccio più niente, mi siedo, e loro venivano, parlavano, i colleghi parlavano, gli stessi che mi avevano trattato male. Questo mi ha insegnato molto. Funziona, grazie. Adesso facciamo una bellissima cosa insieme al dottor Silvestri.